Se ci togli anche l'amore, dopo averci tolto tutto, dove andiamo? L'amore viene, l'amore va. Senza l'amore come si fa? Ma se hai paura fai come me, metti davanti un se. Se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro sarà di te. Se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro sarà di te. Se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro sarà di te. Se mi innamoro, se mi innamoro. Se mi innamoro, chissà quanti si innamoreranno e quanti si disamoreranno, perché qui divorzi e separazione che cos'è, bisogna vedere, però abbiamo aperto in allegria con ospiti veramente graditi. Abbiamo in presenza Cristiano Mosole, che è sindaco di Breda di Piave, primo mandato civica. Abbiamo collegata a Cavallino Treporti Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, secondo mandato centrodestra. Buongiorno anche a lei, sindaco, grazie di essere presente, ma siete voi in prima linea, siete gli ospiti più graditi, non tutti, quei che mi piace, quei che mi sono simpatici, quei che si comporta bene, dice qua da noi altri. Perciò vi ringrazio di essere qui perché parleremo di tante cose. Io aprirei subito con Cristiano Mosole il fatto di Castelfranco, che ha suscitato molto scalpore, sindaco Marcon, presidente della provincia, che ha dato le dimissioni, stanco di essere bersagliato da qualcuno. Lei cosa ne pensa, sindaco? Ma allora, intanto buongiorno Mirella, buongiorno anche alla collega e un buongiorno a tutti quanti. Grazie, perché è sempre un piacere essere qua con te. Ti do del tu, mi permetti. Certo, certo. Allora, è stata una notizia così che ha colpito tutti, probabilmente chi è nella cerchia di Marcon o comunque magari chi è all'interno del partito di cui lui fa parte, e qualcosina forse per noi invece che siamo esterni, leggere così di punto in bianco questa bomba di fatto, perché a prescindere è una bomba politica, lascia un po' di stucco. Poi io non conosco bene la realtà di Castelfranco, anche per una questione geografica di Certo. lontananza, leggevo appunto problematiche interne che si trascinano. Adesso staremo a vedere, io immagino che lui sia arrivato a un punto magari anche dettato, perché leggevo anche questo, dettato anche dall'andamento del congresso della Lega, e diciamo che a un certo punto il vaso non conteneva più, ecco. Però Traboccava, ha strataboccava. traboccato ed è uscito così. Staremo a vedere adesso. Certo, dalle dimissioni è un qualcosa di forte, decisamente E forte. di serio anche. Assolutamente, deve essere assolutamente serio, e quindi staremo a vedere cosa succede per Castelfranco naturalmente, perché il mio pensiero va poi chiaramente alla cittadinanza, che in caso si troverà ad avere un commissario prefettizio per N tempo, un anno di fatto con tutta probabilità, e quindi dovessero avere in corso particolari questioni si troverebbero a cristallizzare tutto, con il rischio magari di perdere anche occasioni, finanziamenti e altro. Quindi. E dopodiché per noi, per la provincia, noi che siamo direttamente coinvolti come sindaci, e comunque per tutto il territorio provinciale. Vediamo. Oddio, per la sottoscritta non è proprio male, perché non è che sia stata trattata molto bene in tutti questi anni, purtroppo, con il mio banco solidale. Però staremo a vedere cosa succederà, però è anche giusto quello che è di Cesare. Per quanto riguarda la povertà, il banco solidale va de retro Satana per Marcon. Comunque non importa, si va avanti. Sindaco Nesto, cosa ne pensa lei? Io bisogna capire le motivazioni del alla mia anzianità di servizio, nel senso che è stato eletto l'anno che sono stata eletto io, abbiamo passato una pandemia, capisco che a volte si è anche stanchi, e quando non c'è una serenità nella squadra credo che non sia facile andare avanti. Io infatti sono molto contenta di come stiamo procedendo noi come amministrazione, perché io ho una squadra coesa, e un comune lo si amministra solo se c'è una grande squadra. Il sindaco sicuramente deve essere un capitano
hanno con tutti i requisiti di competenza, di equilibrio, di saggezza, di disponibilità, ma se non c'è la squadra, e a volte vedo che alcuni colleghi sindaci non sono così fortunati. Io mi sento fortunata e permettetemi anche di mettermi ogni tanto qualche medaglia, me ne metto poche, di avere condiviso con i miei tante battaglie e di averli tenuti vicini all'amministrazione, di averli coinvolti, e questo porta al risultato che adesso stiamo lavorando tutti assieme. Quindi io credo che a volte veramente il sindaco si sente solo, a volte lo sceglie, a volte è dovuto alla tipologia di squadra che ha, e un sindaco che fa bene è un sindaco che ha una squadra, e quindi mi permetto di leggerla così la vicenda di Marcon. Non voglio dare declinazioni politiche perché, essendo della provincia di Venezia, non conosco il collega, non conosco le dinamiche di quella provincia, e quindi credo che siano molto complesse. Mi permetto solo di fare un ragionamento di carattere generale su questo tema. Marchionne scriveva che chi ha il comando è solo, ed è vero, però a volte si può essere un po' meno soli. Grandissima Sindaco, sono queste le cose proprio importanti che lei ha detto. Bisogna anche sapere fare squadra. Ecco, bisogna, soprattutto, vede, io li provo sulla mia pelle e so quando parlo cosa dico, anche se le volte sono forte nelle dichiarazioni. Vede, l'arroganza non ripaga. Tu devi ascoltare, non essere arrogante perché sei. Tu devi ascoltare, cercare di mediare, avere un equilibrio, avere una sensibilità. È questo che viene chiesto al cittadino. Il cittadino a volte ritorna che non ha ottenuto niente, però è stato ascoltato. È stato ascoltato, ha capito che in quel momento l'amministratore non poteva dare più di tanto, però anche l'ascolto è importante. Capire che hai dall'altra parte è una persona che sente il problema, che non può per vari motivi, ma se potrebbe ti aiuterebbe. E questo è l'arroganza del potere che certi hanno, certi politici, certi amministratori, che forse non riescono a capire che poi alla fine i conti non tornano più. E tutti i nodi vengono al pettine e giustamente il vaso poi trabocca. Non ce la faccio più, ma non ce la fanno neanche più le persone che si vedono continuamente sbattute in faccia alla porta, che non sei ascoltato anche se porti avanti dei temi importanti, dei temi che riguardano tutti, che cerchi di migliorare la situazione. Tanto è vero che poi la gente quando vota capisce. E abbiamo visto anche i risultati anche nelle ultime elezioni, perché il popolo non è così stupido come pensano loro. Il popolo va nella direzione giusta. Se il sindaco amministra bene viene premiato, se semina male non viene premiato. Delle volte sono ripremiati perché i partiti si stringono attorno, fanno man bassa, ma si vince per pochi voti. Vuol dire che la popolazione, il tuo popolo, la tua gente non è così coesa. Perché se prendi la metà di voti che dovresti prendere, vuol dire, o sbaglio, questa è una mia riflessione che faccio a parole dette, ma penso sia così. Mosoli, cosa dice? No, è vero, ma sono d'accordissimo in particolare con la prima parte, cioè ascoltare. Questa è una scelta che noi come squadra abbiamo fatto, tant'è che io ho deciso di non avere un giorno o dei giorni fissi per ricevere le persone. Ho dato disponibilità tutta la settimana a tutti gli orari, anche negli orari in cui il municipio è chiuso, perché mi metto nei panni di chi lavora, non ha tempo o ha impegni, quindi se sono sindaco e lo faccio a tempo pieno devo essere io in qualche modo a essere, non dico a disposizione, perché dopo si rischia di essere tirati un po' troppo, però di essere pronto ad aprire il municipio quando uno ha necessità. Dopo riusciamo a risolvere il problema? Bene, non riusciamo, io cerco di essere franco nel dire guarda, questa è la situazione, io fino a qua posso arrivare. Dopo... Però sei stato ascoltato e hai cercato anche di capire questa persona, perché non vengono a bussare per niente, c'è sempre un motivo, veramente c'è gente disperata. Ormai guardi, io il Banco Solidale, lei lo sa anche il sindaco Onesto, e ogni mercoledì è una tragedia umana vedere queste persone, queste famiglie, non ce la fanno neppure con 2 stipendi. Avete sentito al mercato cosa dicono? È impossibile fare la spesa, ma nessuno si rende conto della situazione di queste famiglie. Gente che ha fatto il mutuo si ritrova a pagare
pagare il mutuo 2 volte, 3 volte tanto, cioè tassi altissimi, bambini da crescere, ragazzi che vogliono, poi i ragazzi vanno fuori di testa, ma vediamo gli esempi che ci sono, cos'è che si offre? Buttiamo centinaia e centinaia di milioni su opere incompiute oppure cose che non servono e dove dovremmo investire non si investe. Almeno lei, sindaco onesto, invece a Treporti, Cavallino Treporti ha veramente investito, è un'oasi veramente meravigliosa, ecco, grazie anche alla sensibilità, forse anche di donna, non lo so, ma ha investito nel territorio, ma io sento dalle telefonate, ecco, che è una delle spiagge più belle, anche se io non capisco perché a livello nazionale si arriva sempre in Emilia Romagna, mi capisco che è l'Emilia Romagna, ma ci saremmo anche noi forse, visto i numeri che abbiamo, eppure qualcuno si ferma sempre là e noi là, per carità, grazie alla promozione poi che fanno i sindaci, sono messi assieme e riescono a fare anche questo. Prego, sindaco Nesto. Allora, 3 cose. Al collega gli dico che siccome io sono sindaco da 8 anni abbondanti, poi parti con tante disponibilità, poi devi un po' tirare i remi in barca, perché io non riesco ad andare a fare la spesa oggi, no? Cioè non riesco perché ovviamente vengo bloccata, perché c'è qualcuno, ma che anche piacevolmente mi parla, eccetera, però alla fine non riesci a fare la spesa e il frigo rimane vuoto e diventa un problema, perché poi se non mangio divento cattiva, ovviamente, immaginare. Ecco, allora bisogna cercare di fare quell'equilibrio della serie, di avere dei momenti, tant'è che io ho fissato l'incontro libero col cittadino mensile, non fissano appuntamenti, ogni mese chi non ha fretta ovviamente trova il sindaco, il vice sindaco, gli assessori e così senza bisogno di fissare appuntamento ho visto che questa cosa funziona. Ovviamente poi il mio numero di telefono con WhatsApp è a disposizione, vedo che la segreteria del sindaco ogni tanto succede che ci perdiamo qualcosa, raramente, ma insomma ce la perdiamo, e per cui insomma la disponibilità premia, il confronto premia, però bisogna farlo con equilibrio. Seconda cosa, la gente è in grandi difficoltà perché probabilmente a volte nel passato si sono fatti dei passi più lunghi della gamba, come si suol dire, in tante situazioni. Purtroppo questa abitudine è tutta americana, che qualsiasi cosa servisse, si faceva un mutuo, tanto in qualche modo c'è la carta di credito, c'è il mutuo, eccetera. L'analisi oggi oggettiva dei dati statistici del ricorso al credito ha impoverito pesantemente le famiglie. A questo si sono aggiunti dei fenomeni nazionali, quindi l'innalzamento dei mutui, dei tassi dei mutui, oltre ovviamente a quelle che sono state le difficoltà della pandemia, quindi tante famiglie sono veramente in difficoltà. Noi come comune siamo passati da 40 famiglie che aiutavamo a 400 famiglie in tempo di pandemia, oggi ci stiamo assestando sul centinaio, grosso modo, con la spesa solidale, con i contributi del comune, con i contributi degli assistenti sociali, con il contributo agli affitti, insomma, e con le case comunali. Quindi ci sono tanti strumenti che gli assistenti sociali hanno e che il comune ha e che le associazioni di volontariato hanno. Io ho l'impressione che a volte, anche se viviamo in piccoli paesi, la gente non conosca, cioè tanti conoscono e ricorrono a questi strumenti, altri anche per dignità, per difficoltà, per cattiva informazione non conoscono questi strumenti, per cui io credo che per quanto mi riguarda nel prossimo futuro sarà proprio questo il metodo di lavoro, cioè quello di cercare di dare più informazione possibile, se uno è in difficoltà che venga pure in comune, che qualcosa si riesce a fare. Ovviamente non quello magari che si aspettano, perché l'alloggio comunale oggi va a bando, devono essere seguite delle gare, però magari si dà il sussidio, magari si dà l'aiuto, si dà la spesa solidale. Terzo aspetto, noi abbiamo investito come amministrazione su grandi opere. L'anno scorso abbiamo inaugurato la pista ciclabile e abbiamo chiuso l'intervento nostro con 22 mesi di anticipo, pista ciclabile a sbalzo sulla laguna di Venezia in via Pordelio. Stiamo però quest'anno facendo degli interventi importanti sulle scuole elementari e sull'asilo nido, che ci permette di aumentare la vivibilità di questi spazi, quindi anche indirettamente l'offerta formativa, ma soprattutto sul nido ci permette di avere parecchi bambini in più.
Questo ci consente di dare risposta a quella lista d'attesa atavica che c'era, perché il nido comunale è molto gettonato e quindi credo che diamo un servizio veramente importante. Abbiamo aumentato anche la capacità dei centri estivi. Il rammarico è che ci sono rimasti fuori bambini, quindi il prossimo anno aumenteremo ancora i numeri, perché abbiamo sempre aumentato, ma evidentemente quando si lavora bene poi la gente ci premia, quindi fa frequentare i propri figli i centri estivi, e noi quindi stiamo continuando con un'azione importante non solo nelle opere pubbliche ma anche nella socialità. Le racconto, Mirella, una soddisfazione mia personale. Allora, a un certo punto mi incaponisco l'anno scorso, a giugno, un po' prima, a maggio, perché dico, ma per sti ragazzi delle superiori non c'è proprio niente, c'è poco, chi vuole andare in biblioteca va in biblioteca, chi vuole fare sport lo può fare, però non hanno una socialità, il Covid li ha molti penalizzati. Facciamo la festa di fine anno, la studentesca. E insomma da là siamo partiti, tutti mi dicevano, ma no, il comune non può fare la studentesca, il comune sono cose che non fa. Alla fine mi intestardisco, la faccio e partecipano tanti ragazzi. Poi abbiamo fatto la festa a Natale, la festa a Carnevale e quest'anno abbiamo ripetuto la studentesca. Io credo che dei segnali, se i ragazzi si impegnano, studiano, si comportano bene, è giusto anche farli divertire. E quindi io sono molto contenta di averla fatta sta cosa, perché insomma sono bravi. Continui, Sindaco, che è sulla strada giusta, glielo dico io, che parlo con loro e vogliono proprio queste cose, vogliono essere impegnati, vogliono divertirsi, l'età, vogliono essere responsabilizzati, far fare a loro i centri estivi non sarebbe male, soprattutto le baby gang, penserei io. Ecco, prendere questi ragazzi e fargli fare i centri estivi responsabilizzandoli, vorrei proprio vedere, perché una volta si faceva così, il grande aiutava il piccolo, specialmente se aveva fatto qualcosa di brutto, il grande stava con il piccolo e lo aiutava. Forse ritornare ai metodi antichi che usavano i nostri genitori, i nostri nonni non sarebbe così sbagliato. Nadia, vai Nadia! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi due ospiti. Niente, volevo dire, allora si è dimesso il sindaco di Castelfranco e anche come presidente della provincia. Ho letto un articolo, non so se sia vero, se sia una fake news, che vorrebbero presidente della provincia Conte. Io preferirei che facesse il sindaco, perché tanti impegni dopo non se ne fa neanche uno di bene, perché ha già l'impegno dell'unione di tutti i sindaci. Poi è sindaco di Treviso, della mia città, il mio sindaco, e desidererei che facesse i nostri interessi e che mettessero qualcun altro come presidente della provincia. Grazie, arrivederci e buona giornata e buon inizio settimana. Grazie, grazie Nadia per queste riflessioni. Parliamo allora con Cristiano Mosole, doppio incarico, triplo incarico. Come la vede lei, sindaco? Che potrebbe essere veramente impegnativo per il collega, per Mario, perché effettivamente da sindaco di Treviso, già una città da più di 80.000 abitanti, chiaramente ha il suo impegno, poi lui è anche appunto punto di riferimento per l'ANCI regionale, quindi poi la signora diceva fake news, probabilmente non sono fake news, ma sono notizie che escono così, adesso chiaramente saranno da fare una serie di ragionamenti, è chiaro che a qualcuno toccherà finché non andrà in porto questa riforma che tecnicamente dovrà far tornare le province come ente di primo livello, quindi con elezione diretta da parte del cittadino, e quindi non andrà a coinvolgere chi già ricopre un incarico amministrativo. Se così non dovesse andare, se non sarà Conte, sarà un altro sindaco, quindi a qualcuno il doppio incarico Anche toccherà. perché dalla stessa missione dei sindaci che io ospiti, li ho quasi tutti, perché veramente in questa trasmissione cerco di averli, perché per me sono i più importanti, quelli che veramente devono dare risposte al territorio, quelli sottopagati. Quando penso che la Santanchè prende 95.000 euro netti all'anno, 95.000 euro netti all'anno, ma io veramente rimango allibita. Finalmente sappiamo la cifra, perché fino adesso non la sapevamo, perché ognuno diceva ah ma non lo so, no, ho guardato l'ordo, dimmi il netto, niente da fare. Finalmente un senatore prende 95.000 euro all'anno, 77% di assenza in Parlamento. Perfetto, andiamo avanti. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro.
Ciao Mirella, buongiorno ai due Ciao. sindaci. Volevo dire la mia impressione sul discorso del sindaco di Castelfranco Veneto, perché mi ha colpito, mi sono dello Vigo e non faccio parte di nessunissimo partito. La mia linea politica è federalismo, perché penso che meno fa Roma e meglio è. Mi ricordo che ancora tempo fa, poco prima delle elezioni dei sindaci dei comuni, quando che ancora stava scegliendo i candidati, mi ricordo che così, ascoltando, seguivo, e che ho sentito che c'era sta per la scelta del sindaco di Castelfranco Veneto alcuni problemi sul candidato già a quei tempi, però nessun problema, no? Tra Lega e Fratelli d'Italia, che alcuni era ora di cambiare candidato, altri no, via parlando, ma è appunto una querela, diciamo così, no? Tra i due partiti per chi doveva essere candidato come sindaco a Castelfranco Veneto. Va bene, roba che succede, no? Però è successo un giorno che arriva qua in Veneto Ignazio La Russa, attuale Presidente del Senato, a fare un tour elettorale per difendere giustamente le persone del suo partito, e quando gli ha chiesto sulla questione del Castelfranco Veneto, lui ha detto quasi ridendo, ma sì, non c'è problema, ci penserà Salvini a risolvere il problema. Mica sono rimasto, dico, come? Cioè, fossimo Dio parlare del sindaco di Venezia o di Padova, capiria che a Roma i partiti si può mobilitare, ma il sindaco di Castelfranco Veneto, che succeda che l'esponente romano di un partito che non è neanche il partito del suo candidato, ma di un altro partito, si permette di dire lui che penserà Salvini, che è l'esponente a Roma per la Lega, mica sono rimasto, dico, ma come? Siamo qua che siamo Dio parlare dell'autonomia del Veneto, e succede appunto che da Roma decide loro anche chi deve essere sindaco a Castelfranco Veneto. Mica sono rimasto sul discorso del federalismo, no? Ho detto, però dico, contenti loro, contenti tutti. Ecco, come dire, una vera sensazione che questa cosa qua un po' c'entrano, e mi viene a fare un appello, una riflessione, io chiudo, no? Attenzione che qua in Veneto il Presidente Luca Zaia ha avuto per più di una volta un successo elettorale strepitoso, non perché è il Presidente Luca Zaia o perché è la Lega, ma perché lui ha rappresentato sempre e in maniera costante il discorso dell'autonomia, ma dell'autonomia del Veneto, non dell'autonomia in generale. Cioè il discorso dell'identità, che tu anche lì al congresso della Lega, Presidente Zaia, è vera. Cioè qua in Veneto anche le persone del PD e dei 5 Stelle che hanno votato per Zaia, per segnalare che per loro in Veneto la maggioranza vuole che ci sia un'autonomia, cioè vuole che Roma combina meno guai possibili qua in Veneto. E in che maniera? I Veneti gestisce loro la gestione del potere in regione, che dopo sia della Lega, del Fratelli d'Italia o del PD, comunque è sempre meglio di Roma. Se mi posso dire, un qualsiasi sindaco dei Fratelli d'Italia del Veneto è 1000 volte meglio di Ignazio La Russa, che viene da Roma per decidere lui chi che deve essere sindaco a Castelfranco Veneto. Ecco, attenzione, perché se salta il discorso dell'autonomia, del federalismo, se non arriva veramente un qualcosa di concreto e il partito della Liga Veneta, che esiste per questo, non riesce ad arrivare a questo, è una debacle, cioè mi sa che è a fine di tutto, cioè questi segnali qua, per me, segnali, adesso non voglio difendere la scelta che ha fatto una persona o un'altra, ma per me i segni premonitori chiari, cioè qua in Veneto una persona vota per la Lega, se è sicuro che la Lega comunque fa arrivare l'autonomia, se cominciamo a essere di dubbi o vedere che viene da Roma a fare i cappetti qualcuno, forse salta tutto. Ciao, grazie. Abbiamo sentito Vladimiro da Rovigo, prego Sindaco Mosole. Ha fatto delle riflessioni sicuramente corrette, poi in realtà il potere è sempre un problema potenzialmente. Sì, ma scusa Sindaco, in America te fa 2 mandati, 10 anni, mi pare anche tanti, e dopo te va a casa, non te si più nessuno. Cioè qua non potevo portarsi avanti a gente 40 anni, Garanca lavora bene, ma è un fiato di aria fresca, secondo me. Sindaco Nesto, cosa dice lei? Dico che non ci sono dico che è una vita
dura, soprattutto per le piccole realtà, che è difficile trovare candidati. Oggi viviamo in un'epoca in cui per i comuni sotto i 5.000 abitanti la legge c'è già stata lo scorso 2 anni fa, mi pare 1 anno e mezzo fa, in cui ci sono i 3 mandati. Si vocifera anche per le realtà un po' più grosse, tipo sotto i 15.000 abitanti, tipo per esempio Cavallino Treporti è una realtà media che diventa una grande spiaggia d'Italia, però che ha pochi abitanti. Ecco, io vi dico la verità che in tanti comuni non si trovano sindaci perché è una vita molto dura, come si diceva prima, per carità bellissima. Il problema è l'esercizio del potere, che secondo me bisogna assolutamente che le candidature siano decise a livello locale. Sono assolutamente d'accordo con chi ha appena telefonato, con Attilio, mi pare si chiamasse il signore Vladimiro. Ecco, scusate. Tranquilla. Ecco, quindi secondo me effettivamente non può esserci ingerenza straniera, capiamoci, devono essere le sedi locali, le liste locali a decidere le candidature, ed è importante che poi chi riesce ad essere eletto, che si è guadagnato la fiducia della gente, continui a esercitare il potere con equilibrio, con buon senso, con determinazione sicuramente, ma come dicevamo all'inizio di questa trasmissione, è molto difficile, però non è impossibile. Io credo che ci sono tanti begli esempi, possiamo parlare di tante persone che riescono, e devo dire che il doppio, il triplo incarico possono essere gravosi. Io sono presidente dei sindaci della Costa Veneta, proprio a proposito di Costa Veneta è importante portarla avanti, considerando che le presenze turistiche della Costa Veneta hanno superato quelle dell'Emilia Romagna, per cui siamo a oltre 30 milioni di presenze turistiche. Poi il PIL della Costa Veneta è superiore a quello, e quindi c'è bisogno di un coordinamento. Io che faccio il coordinatore a Costa Veneta non vi nascondo che è un lavoro aggiuntivo a quello di sindaco, è impegnativo. Se c'è una squadra, se c'è una coesione, però ci si riesce, quindi insomma non ci sono pregiudizi, ma tanto impegno e tanto lavoro. Io poi penso anche un'altra cosa, che la legge del Rio, che è quella che ha istituito le province e le città metropolitane come organismo di secondo livello, sia stata una cattiva legge che ha abolito un ente, ha creato una gran confusione, ha creato per anni un immobilismo in questo ente che era di coordinamento tra i comuni, che ha veramente portato a un macello. Adesso reinserirlo, si vocifera che nel 24 si andrà a votare per le province e per le città metropolitane. Francamente sono altrettanto preoccupata, si va a reinserire e ci vorranno anni per trovare la quadratura giusta, quindi questa è l'amarezza. Abbiamo una situazione che tra l'altro ha voluto fortemente il PD, ma anche la Lega in tanti momenti storici aveva ritenuto l'ente provinciale come un ente da abolire. Credo che sia stata fatta una grande sciocchezza a livello organizzativo. A volte a Roma, in senso generale, non sanno cosa succede nei territori, e questo è un guaio. Dovrebbero sentire tutti i partiti di più i propri sindaci, perché i sindaci spesso non hanno casacca, i sindaci pensano alle proprie comunità, ed è questa la differenza rispetto al far politica. Noi facciamo amministrazione. Sentiamo il sindaco Moser e poi andiamo in pubblicità. Come commenta? Sono assolutamente d'accordo. Il problema è che a livello locale c'è una certa realtà, come diceva la collega, dopodiché questa realtà viene tralasciata, dimenticata, non considerata quando si comincia a salire di livello. E non ascoltata. Non ascoltata, l'abbiamo visto anche a settembre con le nazionali, con le politiche, candidati scelti dai vari partiti senza ascoltare i territori, senza magari dare continuità a chi ha maturato esperienze nei territori, da sindaco, da amministratore, magari per 5 o 10 anni, e permettere che loro vadano a ricoprire determinati incarichi. Invece sono state fatte delle scelte così per premiare finte idee magari di ringiovamento più che magari altre, diciamo, questioni da sistemare che hanno. Quindi. Pubblicità.
meteo permettendo, sarà un ponte del 2 giugno da incorniciare sul litorale, con buone attese anche per le presenze da Austria e Germania tra i turisti più affezionati alle spiagge venete, in movimento per le festività di Pentecoste. Come da previsioni, gli arrivi già iniziano nei campeggi di Cavallino Tre Porti, si va verso il tutto esaurito. È una festività che riguarda soprattutto i cittadini tedeschi, in particolar modo in questo momento la maggior parte sono originari dal sud della Germania. I campeggi in questo momento hanno un'occupazione di circa il 90%, quindi quasi il tutto esaurito, proprio come da previsione. 65.000 i posti a disposizione in una delle aree camping meglio organizzate di tutta Europa, con turisti che si fermeranno nelle prime settimane di giugno dai 6 ai 9 giorni. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'estate 2023 parte con il piede giusto. A Cavallino Tre Porti a premiare i turisti affezionati ci pensa l'amministrazione comunale. Abbiamo un indice di affezione altissimo, tant'è che proprio l'amministrazione comunale ha indetto questo premio che si chiama Ambasciatore del Turismo, dove si premiano persone, famiglie che tornano da 20, 30, 40 anni proprio sempre nelle stesse strutture, comunque a Cavallino Tre Porti. Allora, Sindaco, intanto complimenti, non la fa vedere qualcuno, noi invece facciamo vedere questa meravigliosa spiaggia, questa chicca, perché è una chicca veramente, perché qua anche si vedono le Maldive, le Seychelles, le nostre spiagge, chiese bellissime che non dovremmo da invidiare a nessuno perché sono veramente strutturate, soprattutto non a caso gli stranieri stanno ritornando. Dove è voluto che va a mangiare, beva e trovare le strutture che trova qua da noi altri? Prego, Sindaco, complimenti. Grazie mille, lei è sempre molto gentile e anche, devo dire, l'aspetto che mi rende orgogliosa è proprio vedere la cura del territorio, la cura delle iniziative, i servizi, e il nostro turismo è in gran parte di lingua tedesca che proviene dal nord Europa, è per questo che Cavallino Tre Porti è poco conosciuta in Italia ed è il mercato che premia questa località, cioè nel senso la serietà degli operatori, la bravura, la innovazione, quindi insomma questo è il successo. Si è aggiunto in questi anni un lavoro importante da parte della comunità, infatti io dico sempre che una località accogliente è una località in cui per primo il residente sta bene, quindi noi stiamo cercando di far star bene i nostri residenti e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ci tengo a precisarlo, che non è che io sia soddisfatta dei risultati raggiunti e che stia seduta sugli allori, anzi tutt'altro, sono sempre in prospettiva delle tante cose che ancora mancano. Però io sono convinta che abbiamo fatto un ragionamento di lungo termine in termini di sostenibilità, di cura del verde, di rispetto della natura, di non costruire se non dove è assolutamente funzionale e necessario, quindi limitare il consumo del suolo, cercare di creare i servizi più adeguati. Ecco, tutte queste cose alla lunga premiano, non la politica dell'immediato, ma la politica del lungo periodo, e questo vedo che il risultato c'è. Mi permetto però di aggiungere un tema che a me è molto caro, come ai colleghi sindaci, che le città balneari, cioè le città come Cavallino Tre Porti, d'inverno siamo 13.500 abitanti e d'estate arriviamo a punte di 120.000, cambia natura, cambia pelle, da una città piccola diventa media, per cui abbiamo bisogno di strumenti adeguati, tant'è che noi stiamo chiedendo a gran voce il riconoscimento di questo status particolare. Le città fisarmonica devono essere riconosciute dalla normativa, proprio per avere degli strumenti che ci consentano di rispondere per il demanio, per la sicurezza, per l'assunzione del personale che c'è bisogno in comune, per dare i servizi al territorio, prima di tutto ai residenti e poi ovviamente anche agli ospiti. Ma paradossalmente gli ospiti stanno anche bene perché ci sono gli imprenditori privati che suppliscono, che danno risposte, che danno servizi. Chi invece ha proprio bisogno, quando c'è tanta gente, di un potenziamento dei servizi è proprio il residente. Allora andiamo a vedere invece Cristiano Mosele, il sindaco di Breda di Piave, cosa ha fatto. Andiamo a vedere il video, inaugurazione e via. Andiamo a vedere.
Pronti? Via. Evviva! Brava! Fila! Brava! Allora, intanto complimenti anche a lei, sindaco, perché ho visto i ragazzi, i bambini, bellissima questa cosa. Ci spieghi perché questa idea, questa sensibilità di coinvolgere il nostro futuro, che sono loro, magari un domani sindaci o assessori o consiglieri, proprio bella sta roba, prego. Beh, allora è stata una cosa molto semplice in realtà, nel senso che eravamo nella frazione di Bacil, è iniziata la riqualificazione di un'area, noi abbiamo deciso di dare una dignità importante intitolando una piazza che manca in quella frazione là. Dopo noi in qualsiasi cosa cerchiamo di coinvolgere i più giovani. Noi abbiamo la fortuna di avere intanto la consulta dei giovani, quindi dai 18 anni in su fino ai 30, che ci supportano nell'attività amministrativa, si interessano, ma poi in particolare da vari anni, e devo ringraziare i miei predecessori che l'hanno istituito, abbiamo il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quindi i ragazzi della secondaria, della media, fanno le loro elezioni, nominano il loro sindaco, la loro giunta, il loro consiglio, e dopo insieme sono sempre presenti con noi. Infatti accanto a me c'era il sindaco dei ragazzi che a parte è un ragazzo splendido, ma lui ci tiene, io ci tengo, e ogni manifestazione lui c'è e cerchiamo di coinvolgerli, perché giustamente è un'altra cosa che ho fatto è avere i ragazzi della quinta elementare e delle prime medie, gli ho fatto fare un tour del municipio, degli uffici, della sala consigliare. Conoscere la realtà amministrativa. Ma in funzione proprio del fatto che il sindaco dei ragazzi dura in carica 2 anni e andranno a nuove elezioni. E i ragazzi di prima media e di quinta elementare che andranno in prima media non hanno vissuto le elezioni precedenti, e quindi ho cercato io di introdurli facendogli capire che sì, c'è il municipio, c'è il sindaco, ma non sono persone messe là che possono parlare solo con i loro genitori. No, il sindaco. E come si comportano questi ragazzini? Sono fantastici loro. Vedete quando io dico? Sono e le fantastici. baby gang allora come la mettiamo? Neanche lei, sindaco? Purtroppo abbiamo situazioni di questo tipo. Recentemente, giovedì sera, è accaduto un fatto gravissimo a Carbonera, coinvolti dei ragazzi di Carbonera e 2 miei ragazzi, 3 a quanto pare, perché il terzo era sfuggito, ma a quanto pare lo hanno trovato ed è bredese. Uno di questi 3 è stato colpito da una coltellata, fortunatamente non ha leso polmoni o organi, però è drammatico, perché fa seguito a un evento di un mese fa circa a Varago, dove invece sfortunatamente il ragazzo è morto. Però il problema è che questi non hanno la percezione della realtà, non hanno la percezione di quello che stanno facendo. Ragazzi che girano tranquillamente con coltelli a serramanico nello zainetto, in tasca, finte pistole, che si credono padroni del mondo. Bulletti. Di più, perché fossero i bulletti, bene o male un bulletto, anch'io li ho vissuti i bulletti alla mia età, ma erano diversi. Si trova la modalità per far capire che si sta sbagliando. Qui... E i genitori, nel momento che lei incontra questi genitori, come sono? Cosa dicono? Perché noi sentiamo sempre, ecco, ma vogliamo anche capire, nel momento che lei si confronta con la famiglia, perché è la famiglia che viene da lei, penso venga solo il papà o solo la mamma, verranno tutti famiglia, e 2. certo. Ecco, come vede questi genitori? Cosa dicono, sindaco? Allora, nella fattispecie io ho lasciato qualche giorno naturalmente i genitori, perché il ragazzo è ancora in ospedale, quindi voglio che prima torni a casa e che si tranquillizzino. Altri che ne ho incontrati o partono a negare la situazione. Cioè difendono l'indifendibile? Assolutamente non è vero, anzi aumentano anche i toni, oppure li trovi alcuni anche scoraggiati perché sono consapevoli ma non sanno come comportarsi, non sanno come gestire, perché hanno magari una difficoltà loro con i ragazzi. Ecco qua, è qua il punto, sindaco. Quando un genitore, e qua vorrei anche l'intervento di Roberta Nesto, quando un genitore è in difficoltà, visto quello che si è messo nel territorio, i centri di ascolto, le telefonate, tutto quello che è stato messo, dovrebbero capire di avvicinarsi a queste situazioni per migliorare la loro situazione. Sì. Invece questi genitori
per paura di sentirsi dire non ce la fai o stai sbagliando, non fanno. Allora è come il Banco Solidale, una volta non venivano perché si vergognavano, non so di cosa, ma si vergognavano. Vabbè, siamo abituati così, tanto è vero che ancora scusa, signor Paron, andiamo avanti così, è vero questo. Però adesso pensate che da 7 empori solidali siamo passati a 27 che vi ho raccontato e ho visto, vuol dire che la realtà è diventata drammatica, cioè non è da star felici perché ne abbiamo 27. Ecco, è da veramente fare una riflessione cosa sta succedendo in questo paese. Però hanno capito, a furia di far vedere, di parlare, di coinvolgere, che la povertà non è una cosa da vergognare, capita, può capitare a chiunque, perdita di lavoro, anche il sindaco, lei diceva se la sono voluta, tanti non se la sono voluta, poveretti, perché hanno perso il lavoro entrambi i genitori, pensate artigiani, fabbriche che hanno chiuso, cioè anche quelli ci sono che vengono i banchi solidali. Allora vuol dire che se tu inizi a dialogare, a far sì che questi ragazzi riescano a prendere la strada giusta, bisogna intervenire come ha detto e ha fatto vedere il sindaco onesto e ha fatto vedere lei, coinvolgerli, perché se dopo questi ragazzi li gratti, hai la pazienza di grattarli, poi loro ti raccontano la storia, te la dicono la storia. Il problema è che si chiudono a riccio, non parlano, perché non si fidano. Tanto non mi ascolterà, non riesce a capire quello che io sto vivendo in casa, quello che vedo. E allora si chiudono a riccio, ecco, si trovano, specialmente nel mondo più disagiato, perché anche là si trovano tra di loro, perché la droga gira a nastro, l'alcol gira a nastro, c'è la possibilità, la mia famiglia, tanto ce l'ho dietro l'angolo, faccio un po' di spaccio, mi compro le scarpe da 300 euro, la maglia da 200, il genitore vede, nessuno dice niente, capisci che non è colpa loro. Cominciamo a capire che forse l'anello prima sono questi genitori che difendono l'indifendibile, che dicono no, non è stato mica il mio ragazzo, ma come esempio, no, è stata una no, ma scherziamo. Prego, sindaco onesto. Allora, io che di aver chiarito prima una cosa, che purtroppo ed è un dato statistico, a volte le famiglie si sono indebitate più del dovuto e quindi si trovano in difficoltà. Dopodiché, ci sono casi che non hanno scelto di essere povere, si sono trovate nella difficoltà e la pandemia ha dato una grossa spallata a tante situazioni che già probabilmente erano precarie o che non lo erano ma lo sono diventate. Per quanto riguarda i ragazzi, allora il tema è molto complesso e sicuramente il benessere arrivato improvvisamente, i genitori che a volte abdicano al proprio ruolo e che delegano gli altri il comune, gli altri il sindaco, gli altri la scuola, e poi c'è il gioco del scaricare il barile, no? Cioè, la scuola dice ma non è mica colpa mia, non è mica onere mio, è la famiglia che manca, quindi la famiglia manca e a volte manca e scarica il barile, la scuola a volte manca, a volte c'è e scarica il barile, abbiamo le istituzioni che stanno facendo fatica e quindi qui abbiamo un tema grosso. Io però invece di fare lo scaricabarile faccio un mea culpa, cioè nel senso l'impostazione spesso che vedo nei comuni e anche il mio non è quello di affrontare il tema normale, è quello di affrontare le precarietà grosse, di affrontarlo dal punto di vista del disagio sociale grosso e avere strumenti a volte limitati, quando invece dovremmo cominciare a ragionare sulla normalità. Perché se il grosso ormai non lo sistemi, se uno è tossico, se un ragazzino è tossico, fai fatica a pensare di trovare dei rimedi. Se una famiglia è tanto in difficoltà, la si aiuta, ma bisogna attivare degli strumenti adeguati. Io credo che il margine di intervento invece sia in quella sorta di fascia della normalità che veramente oggi più che mai ha bisogno di aiuto. E mi spiego meglio. No, si fermi perché abbiamo Gianfranco da Cessato, se no mi cade la linea, poi continuiamo, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai signori sindaci. Ecco, signori sindaci, mi rivolgo a tutti e due. Lei è il sindaco di Cavallino, già un'altra volta ho parlato con lei, mi ha promesso che portava nel coso dei sindaci che lei è rappresentante, e io sono un riformista degli enti locali, però negli enti locali non si fa nessuna, io ce l'ho sotto i tabelloni elettorali, si ricorda
nel giorno d'oggi e moltiplicato in tutta Italia, quanti soldi vanno speso per il montaggio e il montaggio dei tabelloni elettorali che non servono a niente, zero, perché sono perennemente vuoti, e solo il giorno d'oggi che arriva sui telefonini dappertutto è una spesa inutile. Ecco. E poi un'altra cosa, ecco, sono solidale con voi perché io quando ho visto il PNRR io ho detto è un modo giusto per fregare tutti i comuni medio-piccoli, perché i comuni medio-piccoli, l'altro giorno avevamo un sindaco, Tivaldo Biavene, e il vice sindaco se ne è vantato e tutto, ma i comuni grossi hanno le strutture, hanno gli uffici, hanno tutti, i comuni piccoli non hanno niente e pertanto non prendono niente. Però questo non ne parla nessuno e io secondo me un politico che è stato eletto sia da un comune piccolo sia da un comune grosso, il stesso voto di un comune piccolo vale anche nel comune grosso e l'onorevole dovrebbe super partersi di queste cose. E invece non è così, perché i comuni piccoli sono tagliati fuori, avrete meno risorse, poi signori sindaci vi dico, quando hanno fatto il 110 un'altra burlonata, perché io ho detto i comuni ne hanno le scuole da mettere a posto, avevano tutto, cioè, se avevamo questi tanti soldi, perché la politica non si fa un esame di coscienza e invece di buttare via tutti questi soldi? Ecco, io le cito solo una piccola cosa, ecco, proprio amico mio personale, il figlio ha comprato la casa, ha fatto il mutuo 25 anni, il papà si è messo via a posto la villa gratis, quel figlio toccherà pagare sia il mutuo suo sia quello del papà. Ecco, quando andate a parlare con dei politici, dite queste cose secondo me, perché sennò qua non si risolve niente. E se cose vanno male è strettamente colpa della politica, non si può dare. Ecco, e voi i sindaci siete in prima linea. Ecco, volevo il vostro parere, buongiorno, grazie e buon lavoro. Ciao Gianfranco, grazie, prego Sindaco Nesto e poi sentiamo anche Mosole, prego. Io purtroppo poi devo staccarmi, Mirella, perché ho purtroppo una ricorrenza triste e quindi devo assolutamente andare. Allora, per quanto riguarda i giovani e i ragazzi, bisogna intervenire in tutta quella fascia di sostegno e di prevenzione, tant'è che noi stiamo creando uno sportello comunale di sostegno alle famiglie proprio per arrivare alle famiglie che oggi non sono patologiche, che non sono nella fascia ultima, ma che sono in quella fascia in cui se dai una mano puoi ottenere dei risultati, e quindi questa è la prevenzione che è fondamentale e forse a volte arriviamo troppo tardi, quindi questo è un po' un'autocritica che mi faccio e abbiamo margini di miglioramento importante. Per quanto riguarda invece l'ultima telefonata, cartelloni elettorali sono stati diminuiti. Non è detto che non riusciamo a ottenere, perché concordo con quel discorso che ha fatto il vostro ultimo telespettatore, perché effettivamente sono oggi come oggi inutili. Comunque sono già stati ridotti, quindi anche la spesa è stata limitata. Altro aspetto, quello dei sindaci del PNRR. Allora, purtroppo i piccoli comuni sono stati dimenticati, sono passati attraverso i fondi regionali, attraverso i fondi della città metropolitana / provincia, dovevano essere pensati anche dei fondi direttamente per i comuni. Peraltro i piccoli comuni, qui io parlo per il Veneto orientale, si sono anche attrezzati facendo dei ragionamenti unitari, un comune capofila e tutti gli altri che danno una mano, quindi i comuni comunque le risorse tra virgolette di personale, di strategie le trovano. Il problema è che il PNRR non è stato ad oggi strutturato per i piccoli comuni e quindi questo è un guaio. Mirella, purtroppo io mi scuso, ma veramente non riesco a una importante cerimonia e quindi devo scollegarmi. Ringrazio veramente per la vostra ospitalità, per la vostra sensibilità, saluto il collega e grazie mille. Proprio volata, grazie Sindaco. Allora sentiamo Valerio da Bovolenta. Buongiorno Sindaco, vai Valerio. Valerio? Ciao e un saluto anche al tuo ospite. Prego. E allora io volevo da chiederti, siccome che qua sui comuni gli danno la carta sai, di 40 euro mi pare al mese per andare a fare la spesa, no? Sì? E come mai che qua a Bovolenta non danno niente? Non so se c'è per legge o se... Ma sei andato a verificare dei servizi sociali? Sì, le ho chiesto e hanno detto che non hanno niente. Che ISE hai, Valerio? Di 8.300.
Allora, la spesa da noi è 6.000 euro, l'ISEE, per avere la borsa della spesa. Pensate che certi comuni non lo sanno neanche. L'ISEE, per avere la borsa della spesa, non deve superare i 6.000 euro. Però se in caso di necessità questa persona ha dei problemi, ancora il comune, l'assessore, i servizi sociali fanno una dichiarazione che anche se supera i 6.000 euro questa persona ha bisogno di essere aiutata. Con quella dichiarazione possono venire al banco solidali, i banchi solidali, io firmo, perché sono io che devo firmare, la presidente, i presidenti, certo. E con quella carta puoi accedere alla borsa. Comunque Valerio, lascia il tuo numero che mi informo se puoi essere aiutato in maniera diversa. Lascia il tuo numero. Sindaco, cosa diciamo a Valerio e anche a Valeri che ha telefonato prima a Gianfranco? Sì, beh, chiaramente non conosco la situazione del suo comune, però certo. Insomma è giusto magari sentire l'ufficio, magari anche un appuntamento con l'assessore, esatto. Per carità del Signore. Anche col sindaco casomai. Sì, ma magari tanto l'assessore dopo... mi sente bene, ha bisogno di un apparecchio acustico perché forse è troppo debole quello che ha. Non tutti, ma qualcuno. Esatto, io parlo per i miei e sono tranquillo. Ma parliamo che se in generale. In generale, allora, se dobbiamo parlare della partita elezioni, cartelloni, cioè, là non sono solo i cartelloni, è tutto da rifare. Cioè veramente spendiamo milioni di euro. Sentite? Per cosa? Per cosa? Dai, per attrezzare, chiudere le scuole intanto, perché noi stiamo lavorando per capire se possiamo trovare strutture alternative e abbiamo ministero, prefetti che ci dicono provincia, che anche il pelo dell'uovo... spazi che in provincia, sì, sindaco... ci trovano fuori il pelo dell'uovo? No. Ma allora ci stiamo muovendo tutti in un certo mondo con SPID, carta d'identità elettronica. Non è possibile transitare, magari sì, per le fasce più deboli, per gli anziani, magari sì, chiaramente avere gli uffici aperti per aiutarli a votare, ma non dover chiudere il mondo perché abbiamo 2 giorni, 3 di elezioni. Quello è vergognoso. Nel 2024, visto gli spazi che abbiamo. Nel 2023 è vergognoso, con gli strumenti che abbiamo. PNRR, a parte il fatto che per metà sono soldi che dovremmo restituire all'Europa, e questo... molto pochi lo dicono, ma questo me preoccupa, è comunque una partita che stiamo perdendo di fatto. Questo è, perché non siamo preparati. Non siamo preparati, ma non siamo preparati in tutta Italia, a prescindere su tutti i livelli, perché ognuno scarica sugli altri. I nostri onorevoli in Europa cosa fai? No, scusa, dice pagai, mi pare o no? Allora, quelli che io ho sentito sono consapevoli di questo e stanno cercando di fare il loro, però... Sì, ma siamo anche stufi di aspettarlo, faremo, miglioreremo, cioè dovrà fare, cioè i progetti dovrebbero essere loro, aiutarvi a portarli avanti, visto che sono là in Europa, perché l'Europa non è che possa conoscere tutti i casi italiani se loro non glielo dicono. Se noi altri che abbiamo 18 sale chirurgiche, come hanno detto qua, non abbiamo bisogno di fare altre sale chirurgiche, ma loro pensano che magari in Francia, che ne c'è solo 2 ad esempio, per dire, noi altri 18. Guarda, il problema è qua, e faccio un esempio, dopo io mi fermo. Allora, è successo quello che è successo in Emilia-Romagna, massimo rispetto per tutti quanti, ci mancherebbe, ok. Siamo come comuni medio-piccoli tutti in sottonumero, riceviamo la comunicazione di mandare personale là. Quale? Che non abbiamo già per fare noi, ma col massimo rispetto. Cosa peggiore, esce un decreto legge il 1° giugno, retroattivo dal 1° maggio, che ci dice: se avete concorsi pubblici in piedi li dovete bloccare tutti, perché non vogliamo penalizzare chi è stato colpito in quella zona e avrebbe potuto partecipare ai concorsi. Li blocchi dal 1° maggio fino al 31 di agosto. Come faccio io a mandare avanti le cose? Ma questa allora... E quello lo dico con il massimo rispetto, perché è stato colpito. Ma ora sì, incompetenza, superficialità, ma allora sti burocrati che avevamo, perché strappagati. Vogliamo capire che forse anche loro devono fare in maniera diversa, perché non possono, come dire... Ma come si fa a fare una cosa? Cioè, mi chiedi del personale quando sanno benissimo che in tutti i comuni, io li sento qua, non hanno personale, sono sotto personale. Cioè, questi ne manda personale per andare... infatti io dico sì. Grazie di averlo detto intanto. Ma dico anche un'altra cosa. Io sì, sono d'accordo che ci vorrebbe un limite ai mandati in generale, non solo dei sindaci. Dei sindaci va bene perché ti logori, giustamente diceva la collega, dopo 10 anni probabilmente dici ti fermi tu. 10 anni, Ma ci vorrebbe anche per gli altri, ma ci vorrebbe un bel turnover anche per chi non è parte politica o amministrativa, ma per chi lavora all'interno della struttura, perché anche là abbiamo... Certo. Non a livello locale, perché lì invece
le persone lavorano, sono sul territorio, si confrontano con le persone, ma ad alte sfere invece abbiamo dei burocrati che non vivono la realtà, con tutta probabilità. E i parlamentari che fanno, non tutti, ma una buona parte, delle assenze incredibili, Questo continuamente pagati. Ma è possibile sentire 80% di assenze in Parlamento? Ma sono pagate quelle assenze? Dove sono? Cosa fanno? Ci vorrebbe un'indennità a presenza. 95.000 euro netti di emulazione. Ma guardate che sono... Io penso a quelle persone che sono a casa, che convivono con 500-600 euro, con 1.200 euro di stipendio, a sentire queste cifre. Guardate che è una cifra netta, 95.000 euro. Senza contare tutto il resto che hanno, i benefit che ci sono. Cioè lei, sindaco, che vive invece una realtà diversa. Ecco, anche qua la politica dovrebbe veramente calare la clava, ma proprio la clava è una ghigliottina, proprio tagliare per metà. Cioè, ma stiamo scherzando? No, non è neanche più ridicolo ormai, è drammatico questo. Perché, allora io dico, se le cose andassero benissimo, tienteli 95.000 euro, guarda, perché stai facendo in modo che le cose vadano, stiamo tutti bene. Ma in realtà, siccome tu 95, 80, 70, 100, 30, sono comunque tanti. Sono tanti. Se poi alla fine la percentuale di assenza è così alta, infatti io la legherei a un certo punto di ascoltare. Almeno, o una indennità a presenza e le maturi in base alle presenze che fai, allora, oppure fai qualcos'altro, di fatto. No? Soprattutto se ti confronti con gente come noi, che a me non è una questione di indennità, ma siamo, non dico 24 ore, ma quasi 7 giorni su 7, perché effettivamente quello che diceva la collega, sì, chiaro, anch'io sto trovando un equilibrio nel dare la mia disponibilità alle persone, però vai in giro, anche alle manifestazioni, che abbiamo visto il video prima, già che sei qua posso chiederti, sì, certo, però noi sì, gli altri... Per carità, sia mai. Se no hanno sempre il telefonino così. Marino che c'è nessuno dalla testa, ma ciò intanto. Oppure arrivano, salutano, devono andare via. Io invece resto dall'inizio alla fine. Allora, sindaco, come ci saluta? Visto che io resto dall'inizio alla fine, ormai è terminato il tempo, come ci saluta? Che appello vuole fare? Specialmente ai genitori, a questi genitori, perché veramente le situazioni stanno diventando sempre più gravi. Sono pochi, perché sono pochi, però ne basta uno, non è che ne servono tanti, perché questo mette a repentaglio la vita delle persone, dei ragazzi, degli anziani. Prego, le truffe agli anziani a proposito. Anzi, vediamo queste truffe proprio agli anziani, questo appello del sindaco Mosole. Andiamo a vedere, poi chiudiamo. Siamo stati avvisati del fatto che qualcuno di voi sta ricevendo delle telefonate, persone che si spacciano per delegati del comune di Brera di Piave e chiedono un contributo economico a fronte dell'acquisto di un mezzo per il trasporto sociale verso destinazioni ospedaliere. Bene, è un tentativo di truffa. Noi non abbiamo incaricato nessuno, quindi nessuno vi deve chiamare a nostro nome per chiedervi un contributo economico. Diffidate, mettete giù il telefono. Se avete qualche dubbio siamo a disposizione, quindi chiamate gli uffici, in particolare l'ufficio servizi sociali, oppure le forze dell'ordine, quindi polizia municipale e i carabinieri. Mi raccomando, massima attenzione anche ad eventuali persone che possano suonare il campanello e spacciarsi per idraulici, elettricisti, magari anche mandati a nome del comune di Brera di Piave, o hanno un tesserino identificativo di chi sono e del motivo per cui sono lì, oppure non aprite e, ripeto, avvisate noi o avvisate le forze dell'ordine. Mi raccomando, massima attenzione, ripeto, noi non abbiamo incaricato nessuno vi deve chiedere un contributo economico. Attenzione e per favore spargete il più possibile la voce. Grazie. Allora, intanto si parlava proprio col sindaco Mosole di impiegare anche questi ragazzi che fanno parte del consiglio comunale, visto che c'è un sindaco, anche andare a trovare questi anziani senza entrare in casa, sindaco, suonare il campanello, dire va tutto bene, avete ricevuto qualche telefonata, qualche suonata di campanello, qualche campanellata strana, se succede questo chiamate questo numero che è il numero vostro del comune per mettere in sicurezza. Non sarebbe male impiegare questi ragazzi, cosa dice il sindaco? Ci possiamo pensare, poi in realtà mentre ne parlavamo ragionavamo anche che abbiamo avviato recentissimamente tramite però dei volontari proprio un progetto di attenzione verso le fasce più deboli, fa seguito a un progetto dell'ULSS che è chiamato Passi d'Argento. Abbiamo deciso di estenderlo proprio chiamando le persone a casa perché abbiamo realizzato che hanno bisogno anche della
dei 5 minuti al telefono, 5 minuti, 3 minuti, quello che è. Però una scampaneada con sto ragazzino sì, con la sua divisa in maniera che si capisce, comune di Breda, sì. Fare così e anche li coinvolgiamo, visto non si sa mai cosa fare dei 10 in poi, dei 10 anni in poi, perché si impegnare, lei poi ha questi consiglieri, questo sindaco, non sarebbe male queste idee, ne parlerò anche con altri sindaci. Grazie al nostro sindaco Cristiano Mosoli, sindaco di Breda di Piave. Pubblicità. Perché è una persona presente sempre qui, io sono di Caserta, quindi una delle prime persone che ho conosciuto è stata Claudia e ho trovato in lei tutto il senso civico, il senso della famiglia e quindi mi sono sentito a casa. Ecco per questo che dico a tutti quanti voi, votiamo Claudia e diamola, ok? Grazie! Il buffet è aperto! Servitevi pure, ognuno di voi si può servire. Claudia. Ed è con noi Claudia Tronchin, vicepresidente Consiglio Comunale di Treviso. Questa donna, guardate, se ve lo dice la Mirella, credeteci, lei veramente ci ha messo l'anima. È che è difficile prendere voti perché tutti tirano per la giacca, tutti vogliono, ma lei veramente ce l'ha messa tutta ed è stata anche in qualche modo premiata, anche se magari la Mirella la preferiva magari assessore, non sarebbe stato male. Sentiamo anche cosa ne pensa Francesca Neroni, presidente Progetto Donne Veneto, che è collegata con noi da Treviso. Queste donne in politica veramente che si danno tanto da fare, hanno anche forse tanta sensibilità, non tutte ma una buona parte sì. Grazie a queste mie ospiti. Allora, partirei proprio da Claudia Tronchin. Allora Claudia, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, è proprio una bella vittoria, vicepresidente del Consiglio Comunale, sempre una vittoria. Certo, sono contenta perché il mio operato di questi 5 anni è stato premiato dai cittadini, dalle persone che mi vogliono bene. Come hai detto tu, tanti hanno tirato la giacchetta di tanti miei colleghi e siamo andati su con i nostri voti. Sono contenta di quello che stiamo facendo, di quello che sto facendo anche nel quartiere. Ringrazio Antonio Verlezia di Artisti Caffè, che è il mio punto base, che è sempre stato, che sarà sempre, dove ho fatto il mio aperitivo e veramente sono commossa dalle parole che mi ha detto perché lo faccio sentire a casa nostra, insomma, anche se lui è napoletano e si è trapiantato qui per lavoro. Veramente sono orgogliosa anche dell'incarico di vicepresidente del Consiglio Comunale della maggioranza, prima volta di una donna della Lega appunto con questo incarico e spero di continuare così i prossimi 5 anni insieme alla squadra del sindaco Mario Conte e di crescere sempre di più anche sul territorio. Prego. L'importanza della squadra, ecco, abbiamo sentito prima, abbiamo parlato con Cristiano Mosoli, sindaco di Breda di Piave, e Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, l'importanza della squadra, ecco, di essere coesi, di saper ascoltare, di saper mediare, perché questo è quello che si deve fare, non sempre facile, ma bisogna farlo se vuoi tenere la squadra, o sbaglio? No, questa è la ricetta base, la ricetta veramente che bisogna tenere coesa la squadra, ascoltare tutte le varie campane, però bisogna trovare un punto di forza, un punto di coesione per amministrare le nostre città, che non sarà sempre facile, avremo sempre periodi difficili, però se la squadra è coesa e dobbiamo guardare il benessere dei cittadini, possiamo andare avanti. È quello che faremo noi come squadra di maggioranza. Sentiamo anche cosa dice appunto Francesca Neroni, presidente Progetto Donne Veneto. Queste donne nel Veneto. Prego Neroni. Buongiorno Mirella, grazie come sempre dell'invito per l'associazione e sono contentissima tra l'altro di essere qui stamattina con Claudia Tronchin, che è una donna che stimo, che ho avuto modo di conoscere e che tra l'altro c'è stata anche vicina e ha partecipato a delle nostre iniziative e quindi conosce l'associazione ed è sicuramente una persona che sa far squadra, credo che sia la cosa più importante sulla quale noi dobbiamo puntare. Stiamo cercando anche di lavorare
fare, perché siamo entrate da poco tempo nella consulta femminile di Treviso, a riportare la presenza e la partecipazione di più associazioni femminili possibili all'interno della consulta, perché è un organismo che se mette insieme tante realtà può contribuire con le proprie idee, con le proprie proposte a migliorare alcune situazioni all'interno della città, perché rappresenta tante realtà e tante forze, diciamo, diverse. È un'associazione di associazioni che mi sembra, insomma, la chiave migliore per creare rete. Questa rete però che fa fatica a decollare, perché io ho tante presidenti di associazioni che non vengono minimamente invitate, non arriva mai una mail di invito, invece giustamente loro dicono noi siamo iscritti, avremo veramente, dovrebbe essere d'obbligo invitare tutti, dopo ognuno se vuole partecipa o non partecipa. Ecco, questa rete che si fa fatica a capire, specialmente qua nel Veneto, con tutti questi campanili che abbiamo e nessuno vuole buttare giù. Perché si fa così tanta fatica? Lei non è veneta ma vive qua nel Veneto, ecco, al sud si è molto più aperti, io lo so, amiche, tantissime amiche, là si fa molta più squadra anche nelle tradizioni locali, qua si fa fatica. Come mai, Neroni? Ecco, domanda difficilissima. Anche all'interno dell'associazione trovo qualche volta difficoltà in questo senso. C'è sicuramente un substrato culturale che ha visto negli anni tante donne, ma anche tanti uomini, faticare per costruire la propria azienda, la propria impresa, e molte delle quali a carattere familiare, e quindi c'è questo spirito di coesione tra piccole all'interno della famiglia per portare avanti quello che è il proprio lavoro. Mettersi assieme ad altri è qualcosa, è un'esigenza che sta sviluppandosi adesso con un mercato globale o glocale, come si dice, che obbliga in qualche modo per sopravvivere a mettersi assieme, a unirsi, a unire le forze e a trovare nella collaborazione nuove sinergie, nuove energie per fare qualcosa di più grande e più importante che ti permetta anche di sopravvivere. Fino a poco tempo fa il tessuto del nord-est era fatto da tante piccole, piccolissime imprese che fortunatamente riuscivano anche bene. Schiacciate un po' da mercati internazionali, ora ci si rende conto che si deve cambiare marcia. All'interno dell'associazionismo sopravvive un pochino questo spirito, e devo dire che noi siamo entrate da pochi mesi all'interno della consulta, stiamo chiedendo, sia con l'aiuto della Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso e della Provincia di Treviso, gli elenchi di tutte le associazioni. Quella del Comune è la dottoressa Valeria Zagolin, che è stata anche tua ospite diverse volte. Sì. Quella della provincia è Olga Rilampa. L'avessi vista una volta al Banco Solidale, cioè una volta l'avessi vista, siamo a 50 metri, ma non importa, questo dimostra... Ecco, arriverà. Ah sì, aspetta e spera, io sono 13 anni che sono là, non ne ho visto una volta, ma non importa, aspettiamo e speriamo. Ecco, condividi, Claudia Tronchin, quello che ho detto, la fatica di unirsi, ecco, io sono più brava, io ho più numeri, io politicamente appartengo a un cerchio magico, allora vado avanti, non posso stare con persone che magari non la pensano come me, invece tu sei una persona che dialoga un po' con tutti, come è stato dimostrato anche da Francesca Neroni, sei nel territorio, sai ascoltare, questo va detto, l'importanza dell'ascolto, non a caso i voti sono stati presi, ma era su una lista molto faticosa, molto impegnativa, però se semini raccogli, e tu hai raccolto, è vero Claudia? È un lavoro molto lungo, io sono da 10 anni militante proprio a Treviso città, Treviso 2, ringrazio appunto il mio segretario Cristian Schiavone e anche Maria Mongini, che fa parte dell'organizzativo della mia sezione, che in questa campagna elettorale io ho puntato proprio a fare gazebi, non andare porta a porta, a fare gazebi, perché i miei elettori mi sono venuti a trovare al gazebo, sapevano che il sabato mattina a Varco Manzoni, inizio Mura delle Rampa, ero lì presente, sempre, ogni sabato, perché io volevo il contatto con le persone. Cosa dicevano? Cosa ti chiedevano le persone? Intanto erano contenti a vedermi, a vederci tutti insieme in gruppo, a parlare insieme,
ascoltare i loro problemi, il marciapiede, il lampione, questi sono i problemi subito che si vedono al cittadino. E infatti bisogna, quando chiedono qualcosa, io se riesco mi faccio la mia agendina, le loro richieste e passo subito all'attacco, si può dire, vado subito dall'assessore, come stamattina che mi sono trovata con una persona e subito ho chiamato la segreteria dell'assessore, abbiamo l'appuntamento giovedì, perché io voglio subito risolvere il problema, non rimandare, perché se si rimanda si peggiora il problema, bisogna risolverlo subito. E io credo, come dicevo prima, credo nella squadra, nell'ascolto e di andare d'accordo tutti insieme, anche se qualcuno di noi ha delle idee diverse, ma non importa, bisogna andare avanti insieme. Magari qualcuno di noi è differente su alcune cose, però bisogna guardare il benessere della città e anche il benessere del nostro partito, perché bisogna mettere da parte le proprie velleità personali, perché io voglio questo, io voglio quell'altro. Se andiamo avanti in questo modo non si va avanti da nessuna parte. Bisogna guardare, bisogna essere uniti. Infatti, Francesca, io ti ringrazio delle belle parole e anche della vicinanza, perché il gruppo in questo momento è molto importante. Il gruppo è importante a livello lavorativo, a livello politico, a livello sociale, perché l'unità fa la forza e andare d'accordo, non litigare. Io sono per quello. Anche perché veramente, visto le sensibilità e i bisogni che ci sono in questo momento, io che al Banco Solidale, come me tantissime associazioni, come ripeto, da 7 Empori Solidali siamo passati a 27, ci siamo riuniti proprio 2 sabati fa a Venezia e c'è molto da riflettere. O sbaglio, Neroni? No, purtroppo questo è il dato. Prima ti hanno telefonato un signore che appunto non riesce ad avere la borsa perché magari supera l'ISEE, e però stiamo parlando di stipendi che comunque, visto quanto sono rincarati i prezzi sia per quanto riguarda tutte le bollette sia per la spesa quotidiana, e non si può pensare che l'ISEE di riferimento sia di 6.000 euro. Probabilmente questo è un aspetto che va rivisto, e comunque il fatto che crescano i banchi vuol dire che cresce purtroppo anche la difficoltà delle famiglie. Ma soprattutto il rammarico è che quando io chiamo i servizi sociali non le sanno queste cose, perché molte associazioni non chiedono l'ISEE, cioè tu vai là e puoi prendere la borsa, e questo è sbagliatissimo, perché l'ISEE ti dà un controllo della situazione. Tu devi avere un controllo, visto la fatica che facciamo per reperire queste derrate alimentari. Non può essere che uno si presenti e tu gli dai la borsa perché vuoi essere nel territorio e magari non hai gli strumenti per farlo e vai a chiedere a altre associazioni che ti diano delle derrate perché tu non ce la fai. Anche qua bisognerebbe intervenire. Cosa ne pensi, Tronchini? È giusto, Mirella, quello che hai detto, perché ci deve essere un controllo, purtroppo anche chi non ha le possibilità, perché è facile dire vengo da te, ho bisogno, magari non è in buona fede e ne approfitta della situazione, invece di farsi la spesa viene da te. Che abbiamo. Madonna, ne abbiamo tanti, secondo me ci deve essere un controllo con l'ISEE. Certo. Non so, 6.000 euro, adesso si vedrà, perché purtroppo ci sono tanti casi e secondo me bisogna dare priorità a chi veramente ha bisogno, non il furbetto di turno che dicevamo. Tanto è vero che quando si presentano con l'ISEE alto, tipo prima che ha telefonato Gianfranco da Cessalto, io per non sbagliare, perché devo essere sicura, chiamo i servizi sociali, dico voi mi fate una dichiarazione che questa persona, anche se ha l'ISEE a 8-9 mila euro, ma al momento è in forte difficoltà, io la borsa gliela do, ma devo firmare io dopo, perciò voglio la sicurezza. Non è perché lui mi racconta la storia dell'orso che io devo assolutamente credere. Anche questo è un lavoro che dovrebbe veramente coinvolgere la consulta, o sbaglio, Neroni? Beh, no, non credo che questo possa, diciamo, appartenere. La consulta non è la commissione pari opportunità, è svincolata. Sì, ma se non la fa la pari opportunità qualcuno dovrà più aiutare. Sì, la commissione è organismo, diciamo, nominato dal comune, e quindi quello dove c'è la Valeria Zagolin ed ha delle competenze. La consulta invece è un organismo consultivo, però è autonomo ed è creato dalle associazioni che intendono aderire per portare avanti delle istanze, ma non ha in questo senso, diciamo, competenza. Sì, ma siccome i problemi sono gravi e tanti, Neroni,
Neroni, io vorrei anche capire che forse bisognerà guardare anche da un'altra parte, perché bisognerà pure aiutare queste persone che crescono. Abbiamo sentito anche prima i sindaci sono in forte aumento, la povertà è in forte aumento. Allora sul sociale, sulle associazioni, visto che siamo 6.000 associazioni di volontariato e poi non conosciamo neanche il vicino perché c'è la privacy, non riusciamo ad arrivare perché nessuno ci dà il nome, il cognome e l'indirizzo, allora capisce bene che forse qualcuno dovrà promuoversi. Volontari insieme non si sa, la consulta non si sa, le pari opportunità neppure, siamo in tanti ma questi anziani e queste persone sono completamente sole. Tronchin? Bisognerebbe che tutte queste associazioni si parlassero, cioè perché così almeno sanno. Io faccio cosa, chi sono? Fare un elenco delle associazioni in essere sulla provincia, dico la provincia di Treviso, e capire cosa fa uno, cosa fa l'altro, fin dove arriviamo uno, fin dove arriviamo l'altro, in modo da coprire tutte le varie esigenze emergenziali, perché adesso in questo momento sono tutte richieste di emergenza. Esatto, casa, bollette, derate alimentari, vestiti, scuola. Io ho i centri estivi gratuiti a Villa Margherita, per chi non può veramente pagare questo centro estivo, e capisco cosa vuol dire. Andiamo a vedere anche il video che ci ha mandato Neroni, andiamo a vedere il video e poi lo commentiamo. La poesia non è un lusso, è un ciclo di serate di libera condivisione di poesie ideata da Progetto Donne Veneto con la collaborazione di Movimento SOV e Fancy Women Bike Ride Treviso presso Ostinate Treviso. Ogni mese un tema e la possibilità di leggere propri versi o quelli delle poete e dei poeti che amiamo di più. C'è solo una regola: indossare qualcosa di rosso o di blu per ricordare, celebrare, onorare e portare avanti due esperienze femministe: il gruppo femminista radicale Red Stockings di New York degli anni 70 del Novecento e il gruppo di scrittrici inglesi delle Blue Stocking Society. Come ha scritto Audre Lorde nel saggio che dà il titolo agli incontri, la poesia forma la qualità della luce all'interno della quale noi affermiamo le nostre speranze e i nostri sogni per l'avvenire. Allora Neroni, come commentiamo questo video? Tante donne che si rimboccano le maniche, prego. Sì, le serate di poesia sono state un'intuizione di Emiliana Losma, storica delle donne, vicepresidente dell'associazione, che ha voluto creare questo momento in collaborazione con Ostinate, che è un bar che si trova in centro a Treviso, tutto gestito da donne: Clizia, Valentina, Giovanna, Marta che è la social media manager e Daniela che è la fotografa, che ringraziamo insomma perché è lei che ci ha dato disponibilità per questo video. Ed è nato così spontaneamente dall'idea che la poesia non è un lusso al quale ci si dedica quando non si ha altro da fare, ed è stata una chiave in qualche modo vincente, perché ogni mese quando ci riuniamo, che partecipano tante donne ma anche tanti uomini che sono venuti con libri di poesie di cui ci hanno fatto omaggio, magari della mamma o magari perché hanno la fidanzata che scrive, e abbiamo trovato un'energia e una voglia di partecipare enorme che non ci aspettavamo nemmeno, e molto positiva, tante che quelle che vengono con proprie poesie che non hanno mai avuto il coraggio di tirar fuori dal cassetto. Lo spirito è libero e tranquillo, sono serate di chiacchiere che poi finiscono puntualmente a parlare anche di problemi sociali contemporanei, perché c'è proprio voglia di confrontarsi, di sentire il parere delle altre persone. Ecco, prima c'era stato l'intervento sulla questione delle scuole, dei ragazzi, ci sono diversi insegnanti che partecipano a queste serate, e io stessa insomma insegno italiano, storia e geografia, e stiamo riscontrando nei ragazzi e nelle famiglie un problema sociale sempre più grosso, di una mancanza di guida, vogliamo dire. Principalmente quello che io trovo è la difficoltà, come era in passato, di una condivisione di percorso, di un'identità, di vedute fra la scuola e le famiglie. La interrompo perché sennò mi cade la linea. Mirella da Riese Pio X. Ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao, buongiorno a tutti. Volevo dirti, Mirella, che mi sono stata 4 mesi fa all'ISE di Montebelluna, ecco, e per sentire insomma, perché siccome che c'è 720 qualcosa di io
e a fine mese è veramente dura perché ti paghi il bollette e ti va a fare la spesa e niente altro, perché ma come comprasse qualcosa anche per me, niente di niente perché non te lanci niente. E ora no, qui divise mega dicono che mi supero il reddito perché ho 110 metri quadrati dove abito. Io so che è nato un po' di conto, magari non so, sulle bollette, mi tocca andare a quelli dell'ERA a spiegare a faccenda e ora ti paghi a rate. Ecco, così è la storia. Porca miseria. Mirella, hai ragione, hai fatto bene a fare questa telefonata perché bisogna cambiare le cose. La nostra Claudia Tronchìn fa parte di un partito molto importante, un partito che ha il governo, sono segnalazioni che vanno assolutamente fatte perché non si può continuare con questo registro perché a pagare sono sempre le fragilità. Ecco, quando viene tolto qualcosa viene sempre tolto alle fragilità. Quello che sta bene minimamente non è intaccato. Ecco, cosa ne pensi Claudia di questa telefonata di Mirella D'Riesi Pio X? Io saluto la signora Mirella e mi dispiace perché c'è tutta questa povertà sommersa che non viene dichiarata purtroppo e quindi l'indice di povertà in questo momento è sempre alto, però non è veritiero, perché purtroppo noi veneti ci vergogniamo se siamo in difficoltà e purtroppo invece bisogna anche ammettere le nostre difficoltà in modo tale che i vari comuni, i vari servizi sociali si rendano conto delle realtà che esiste sul territorio. Però secondo me bisognerà cambiare qualche indice di riferimento, perché anche alcuni indici di riferimento di povertà non sono veritieri. Esatto. Non sono veritieri. A me dispiace, l'ISEE non basta più. Non basta più, infatti anche in comune con l'assessore stavamo valutando di valutare altri riferimenti, insomma, perché purtroppo ci sono delle povertà emergenti e urgenti che magari sono di alcuni mesi, dopo vengono rientrate da alcuni incassi personali o familiari. Questo veramente è una grossa piaga un grosso problema che dobbiamo risolvere, perché questa telefonata della signora Mirella, che la saluto, a me dispiace molto. Perché purtroppo la spesa è diventata cara, vedo anch'io con la mia famiglia, veramente i prezzi sono andati alle stelle e non so, 100 euro non bastano più per fare una spesa di 4 persone alla settimana, 2 persone, su una famiglia, marito e moglie, devono lavorare per forza, perché veramente è diventata cara la vita qua in Italia. E a me dispiace questa telefonata, perché secondo me bisogna aiutare tutti, ma io da leghista sinceramente preferisco aiutare prima i nostri veneti, chi veramente ha prodotto sul territorio, ha pagato tasse, può essere anche uno straniero che ha pagato tasse, ma veramente che viene riconosciuta il suo lavoro. In un momento di difficoltà viene conosciuto veramente chi ha prodotto economia, ha prodotto lavoro. Io darei precedenza a loro, insomma, chi veramente ha fatto qualcosa sul nostro territorio. Io penso che se le persone hanno le carte in regola e hanno bisogno, indipendentemente del colore della pelle o della provenienza, bisogna vedere che se quella famiglia è a posto e in quel momento ha difficoltà bisogna aiutarle, perché i bambini non hanno nessuna colpa, non vogliamo né bambini di serie A né bambini di serie B, perché ci permettono, grazie anche al 5 per 1000, di aiutare queste situazioni. Allora, visto che non ci facciamo mancare niente, specialmente in fatto di salute, specialmente per i diversamente giovani, non solo, andiamo a vedere questa manifestazione Salute a Venezia. Andiamo a sentire. Che oggi per noi è l'inizio, lo voglio dire in modo molto chiaro. La mobilitazione proseguirà finché non ci sarà una svolta nelle scelte politiche nazionali e regionali su sanità pubblica, sicurezza sui luoghi di lavoro e non autosufficienza. A Roma sono arrivati oltre 2000 veneti per partecipare alla manifestazione Articolo 32, Salute, diritto fondamentale delle persone e delle comunità, indetta dalla CGIL e da decine di associazioni attive sul territorio. 2000 lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati veneti, che chiedono il rispetto di quella norma costituzionale.
Noi vogliamo una sanità pubblica, basta la privatizzazione. Serve un piano straordinario di reclutamento del personale, gli infermieri, gli operatori, tutti siamo sotto organico e quindi serve un piano per dare più assistenza, dobbiamo migliorare la qualità. Aiutateci e insieme ce la faremo. Secondo la CGIL il processo di privatizzazione del sistema sanitario nazionale colpisce anche, se non soprattutto, il Veneto e sempre più persone che non possono permettersi di ricorrere alle strutture private rinunciano alla medicina di prevenzione o addirittura a curarsi. Mentre stress, salari bassi, turni massacranti e carenza di personale spingono i lavoratori del comparto a valutare perfino di cambiare professione. I diritti fondamentali, l'articolo 32 della nostra Costituzione deve essere applicato. Noi oggi chiediamo questo, lo chiediamo al governo, ma lo chiediamo anche alla nostra regione. Sono temi fondamentali che riguardano la vita e il futuro delle persone. Per questo oggi siamo in moltissimi qui. Abbiamo Schio in linea, pronto? Ciao Mirella, sono Stefania. Ciao Stefania cara. Ciao e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, volevo dire, non è che non ci sia povertà o che non sia tutta in evidenza. La povertà c'è, è tantissima e anche se noi andiamo in comune a chiedere qualcosa non ci danno mai niente. Anche se ci facciamo forza, mettiamo da parte l'orgoglio e tutto, andiamo, proviamo a vedere se ci danno qualcosa, non ci danno mai niente. Aiutano gli extracomunitari perché magari hanno 3-4 figli. Noi che magari siamo un nucleo familiare di 2 persone e viviamo con una pensione di 1.000 euro al mese, ci dicono che non abbiamo diritto a niente. Cioè alla fine veramente è un'umiliazione. Veramente. No, la telefonata Stefania fa capire che con 1.000 euro non ce la fate neppure in 2 perché veramente la vita è diventata carissima, sta tutto aumentando sempre di più, non cala niente, specialmente i beni di prima necessità, ma anche la salute. È veramente fatto bene a dirlo Stefania. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, appunto adesso ho visto il servizio sulla sanità e anche lì bisogna andare in privato se vuoi curarti. Allora finché hai qualche soldo messo da parte, finché lavoravamo, riusciamo ad andare in privato, ma dopo. Io penso a tutti gli anziani che non ce la fanno, per forza non si curano più. Ma questa è la sanità che si vantano tanto della sanità italiana. Io sono 3 mesi e mezzo che aspetto che mi chiamino per una visita che era messo entro un mese. E stavolta aspetto, non vado in privato. Perché se no ogni volta sono 120-150 euro, è impossibile. Cioè bisogna parlare, far vedere che non vanno come dicono loro le cose in Italia, non vanno bene assolutamente. Lo vedi anche tu, insomma, che sei in mezzo alla povertà. Ma lo dicono gli stessi chirurghi che ho ospiti, i ricercatori, gli scienziati, i medici, lo dicono qua, non va bene assolutamente, anzi stiamo andando proprio in picchiata. Grazie Stefania, un abbraccio cara, grazie Stefania. Allora Francesca Neroni, come commenta questa telefonata di questa donna che veramente fa capire, non è mica sempre così semplice anche arrivarci? No, assolutamente si riallaccia al discorso che facevate prima, è necessario, specialmente per gli aiuti, per queste borse alimentari o altro, fare un controllo rigido perché non vadano a persone alle quali non spettano, anche perché le risorse non sono infinite, sarebbe bello poter aiutare tutti, ma se qualcuno che non ha diritto poi se ne approfitta, lo toglie invece a chi ne avrebbe realmente bisogno. Tra l'altro un controllo più rigido e la possibilità da parte dei comuni di avere un dato certo su quello che è la situazione della popolazione di una città permetterebbe magari anche di fare delle scelte strategiche sulle diverse politiche a ragion veduta, perché se come capita, ne parlavamo con l'assessore Tessarolo, non vengono fatte richieste per gli asili nido, va da sé che il comune non pensa di investire i propri soldi per realizzare degli altri asili nido perché non ha una lista d'attesa, ma magari molte
famiglie, molte mamme non si rivolgono e non lo chiedono perché pensano di non averne diritto o che comunque non ci sia posto. Lo stesso per quanto riguarda la possibilità di accedere a degli aiuti. Se non si ha un quadro reale e completo di quelle che sono le condizioni, magari gli investimenti o comunque le azioni svolte dal comune non vanno nella direzione corretta per aiutare chi ha bisogno. Claudia Tronchin, come commenti questa sanità a pagamento? Come diceva la nostra Stefania da Schio, tutto costa caro ma non ti aiutano, specialmente le bollette, ecco, riuscire anche a pagare le bollette, gli affitti. Io lo sai, l'ho raccontato, ho dovuto pagare 3 mesi di affitto a una persona in difficoltà, se no non si riusciva neanche a collocarsi. No, la situazione, come stiamo dicendo in questo momento e ribadendo un'altra volta, è molto grave. E come ha detto la Francesca, secondo me ogni città deve avere la situazione precisa della situazione economica dei suoi cittadini, in modo tale che può anche creare dei bonus, degli aiuti di emergenza per tamponare appunto alcuni mesi la situazione familiare, che può succedere a qualsiasi famiglia. Non so, il papà viene licenziato, la mamma non lavora, non so, per qualche mese, per vedere se il papà riesce a rientrare nel lavoro, nel mondo del lavoro. Però, come dicevamo prima, la situazione deve essere reale. Cioè, noi come comune abbiamo sempre aiutato. Ci sono delle emergenze abitative, infatti adesso stiamo creando l'area ex macello, grazie ai fondi PNRR, una nuova realtà un po' più accogliente sia per donne che per uomini, di emergenza, di primo soccorso, si può dire. Niente, purtroppo come comune dobbiamo veramente aiutarci, ma anche fare cartello tra i vari comuni, non dico solo il comune di Treviso. Brava. Bisogna chiamarci a sostegno se non ho casa io ma ce l'hai tu, brava. Vengo da te perché è un'emergenza e ve la devi dare. Bisogna sono d'accordo. Far cartello tra i vari comuni. Renato da Chioggia, vai Renato. Buongiorno signora, buongiorno. Complimenti sempre per la vostra trasmissione. Grazie. molto coglie sempre nel segno. Leggo in alto 2073 giorni all'autonomia, pazienza, tiriamo avanti. Voglio dire, no, vi porto via pochissimo tempo, aiutiamo, giusto la parola santa universale, aiutare, però con che soldi è che si aiuta? Con i soldi di quelli che stanno pagando le tasse. Pagano le tasse anche quelli dei 1.000 euro, giusto? E anche quelli dei 700-800 euro che hanno fatto l'Italia, che hanno fatto questa Italia, che ha impoverito anche, guarda caso, la locomotiva, il Veneto, la sua trasmissione che tutti i giorni porta in evidenza la miseria che sta emergendo e che, come dite voi giustamente, è anche emerge poco, perché i media nascondono quasi tutto. Poi fanno vedere in TV le code di gente che va al mare. Io abito al mare, lo sa benissimo anche lei. Gente che va nel bagnasciuga, e li capisco, questi non spendono niente, questi arrivano, vanno nel bagnasciuga e fanno la colonna. La gente, i media, cosa fanno i media? Fanno vedere queste macchine che vanno, che vengono, ma sapete che si mangia un panino a mezzogiorno in spiaggia? Lo sapete, ci sono famiglie col bagnasciuga dove che non si paga, e ripeto, li capisco benissimo. Ecco, questa è l'economia che fanno vedere i media che non lei, certo, che ripeto, la sua trasmissione dovrebbe essere una trasmissione europea, non dico mondiale per non parlare troppo grande, a livello europeo, perché sta emergendo in Veneto, locomotiva dell'Italia, di questa Italia. 2073 giorni abbiamo speso 14 milioni, la signora che è della Lega le dica a Salvini che il voto non glielo diamo più a Salvini e votiamo San Marco. Buongiorno, grazie signora. Grazie. Abbiamo sentito Renato, ti ringrazio intanto di questa telefonata perché fai vedere l'altra faccia della medaglia. Sì, vanno al mare ma solo nel bagnosciuga e mangiano un panino e poi rientrano, proprio per capire che c'è anche un'altra realtà che non è quella degli alberghi o dell'ombrellone con il lettino e tutti i comfort, ma c'è un'altra realtà. Prego Claudia Tronchin. Ci sono famiglie che vogliono andare lo stesso al mare e con i soldi che hanno
contano, servono i soldi, non so, per la benzina per andare al mare, però non hanno i soldi appunto per l'ombrellone, perché anche l'ombrellone hanno aumentato i prezzi. 30 euro? 30 euro da te, vabbè, dove vado io 20 per fortuna. L'hanno detto qua, 30 porto euro. Santa Margherita. Però mi porto anch'io il panino sotto l'ombrellone, non c'è da vergognarsi. Tutti purtroppo guardiamo la nostra economia familiare. Guardi, veramente io non so cosa dire, è proprio un'emergenza di tutti, perché gli stipendi sono rimasti quelli, vedo anch'io, gli stipendi sono rimasti quelli e come dicevamo prima, la spesa, l'entità della spesa alimentare familiare aumenta sempre di più. Una speculazione che nessuno vuole toccare o poco. Bravo. Cosa pensa Francesca Neroni? Che purtroppo l'Italia sta andando a 2 velocità ancora peggio rispetto al passato, cioè il Covid ha aumentato la differenza fra chi guadagna e guadagna bene e chi invece è entrato a far parte della soglia, non dico di povertà, ma sicuramente di difficoltà economiche. E quelli, parlava prima il telespettatore della stampa che fa le riprese sulle file in macchina, io posso dire che cercando per le vacanze estive alcuni posti in Cadore o in Trentino, in altre zone, ho visto dei prezzi nei mesi di luglio ed agosto, interrogandomi su come fosse possibile che venissero applicati e che ci fossero famiglie in grado di pagarle quelle cifre, e posso assicurare che è tutto prenotato. Ieri sera mia figlia ventenne aspirava a poter fare 5 giorni di vacanza a cavallo di Ferragosto e non trovava, e ha trovato diciamo, pacchetti rivolti a ragazzi sotto i 30 anni che partivano dai 3.000-4.000 euro per 5 giorni, tutti esauriti. Allora è chiaro che chi ci governa, se vuole, legge quei dati. Bisogna capire numericamente quante sono le persone che possono permettersi questo e quante invece sono diventate purtroppo quelle che non se lo possono permettere e si portano solo il panino in spiaggia. Perché se vogliamo mettere il riflettore su ciò che ci fa comodo, diciamo, i ristoranti sono comunque pieni, le affittano a 2.000, 3.000, 4.000 euro a settimana, i posti sono tutti occupati e quindi i soldi girano. Ma magari è una fascia di 1 milione contro 59. Sì, però capisce Francesca Neroni che noi siamo 12 milioni di abitanti e produciamo cibo per 18 milioni, perciò vuol dire che 6 milioni vanno buttati di derrate alimentari perché non arrivano, Questa è una cosa orrenda. Ecco, questa è la realtà, cifre perfette, non dico né un grammo in più né una lira in meno. L'abbiamo visti schiacciare i pomodori e le albicocche per tenere alti i prezzi e buttare il latte per strada. E soprattutto, come in tempo di guerra, ci sarà sempre una fascia di popolazione che si potrà permettere le vacanze, il lusso, basta vedere i cantieri nautici cosa propongono e come si vende questi yacht. Poi l'industriale dice non riesco a pagare l'operaio, però il GAT 3 yacht, e qua dovremmo anche spiegare questa cosa, ma soprattutto quando io ho detto che in provincia in 13 anni non ho visto una pari opportunità, non ho visto i politici, penso che se arrivo su una mano a 5 sono tanti, oppure a Venezia che ci hanno relegato all'isola di Sant'Alvise dove non passava neanche il can a guardarci, visto che eravamo 27 empori. Lei capisce che 1+1 vuol dire non ci interessati. I poveri non interessano a nessuno, a parte Papa Francesco, che ringrazierò sempre perché li nomina sempre e quando può dice attenzione alla povertà, alle persone, ai bambini, degli altri proprio se ne infischiano. Lo posso dire, l'ho citato prima, che non ho mai visto il presidente della provincia al banco alimentare a portare un panettone, ecco, perciò capite, banchi, banchetti, non arriva mai niente, perciò a parole abbiamo il banco, l'emporio solidale, ma infatti dopo sono completamente diversi dalle realtà, anzi se andassi via domani forse farei la felicità di più di qualcuno. Claudia Tronchilla, Claudia là che pena, poveretta, ha i sudori, però io dico quello che è perché è la verità, insomma, bisogna anche dirla sta verità. Tu l'hai vissuta, la stai vivendo. Vivo, perciò prego. Niente, a me dispiace che il presidente della provincia non ti sia venuto a trovare perché
sei là, sei a casa sua. Banchi, banchetti, banchetti, guarda, veramente vengo anch'io, prendo mio figlio e i suoi amici, e mi piacerebbe anche qualche giovane un po' galletto che venga a capire la realtà delle cose. Cioè veramente toccare con mano, cosa che faccio però con i Ceodo dell'Urs 2 che vengono, complimenti, sì, seminano il barco dello Stog e poi ci portano al mercoledì le derate alimentari. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Allora Mirella, perché non si dà un'occhiatina agli stipendi dei nostri super stipendiati del Palazzo Romano? Perché sono stanca di vederli uscire da questo palazzo senza nessun problema risolto, perché lo dimostrano coi cellulari per non essere bloccati, perché non hanno mai nessuna risposta conclusiva, Mirella. Allora noi dobbiamo levarsi il pane dalla bocca per aiutare la gente più povera di noi? E loro con massima indifferenza, guarda, quando vedo Striscia la notizia che escono tutti col cellulare perché non voglio essere fermati, perché non sanno cosa dire, perché sono in troppi, Mirella. Se non vai d'accordo in famiglia in 2 persone, pensati là 900, 1000 persone, ognuno dice la sua. Ma quando si metteranno un po' la testa a posto di vedere com'è al di sotto di loro la povertà? Perché spero che facciano anche qualche cosa di buono. Ma non si può andare avanti così. Dai 20.000 lire in su al mese, Mirella. Questo bisogna guardare, nessuno fa niente. Anche i nostri veneti qua chiacchierano, ma dopo quando vanno su sono uguali a loro, diciamo, perché non vediamo i risultati, non vediamo niente, anzi sempre peggio. Vi saluto. Ciao Giusy, grazie, prego Francesca Neroni. Cosa dire, a parte che anche con l'assessore di Breda di Piave avevamo toccato questo argomento e effettivamente gli stipendi gridano un po' vendetta, perché se non ci sono poi i risultati non sono giustificati, ma non sono soltanto quelli dei parlamentari, adesso al di là di quanto prendono, se si vuole legare o non legare giustamente alla presenza e anche all'azione il loro stipendio. Il discorso di fondo è che la politica deve essere più vicina ai cittadini e quelli che sono più vicini ai cittadini, che sono gli amministratori locali, finiscono per essere retribuiti di meno e riconosciuti di meno. Già la retribuzione fra un sindaco o un consigliere o un assessore di un comune che è tutto il giorno impegnato con i cittadini a risolvere problemi concreti è infinitamente più basso di quello di un consigliere regionale che invece non ha questo impegno quotidiano e costante. E credo che come dovremmo andare a rivedere una redistribuzione delle ricchezze a livello generale, anche a livello politico bisognerebbe calmierare meglio in base alle responsabilità e ai tempi di impegno questa retribuzione, anche perché altrimenti diventa difficile scegliere di far politica. 95.000 euro un senatore capisce bene, netti, che la gente a casa che lavora e che capisce bene che veramente, e poi i sindaci che sono in prima linea prendono quello che prendono, cioè qualcuno le saprà queste cose, Claudia Tronchi, a livello nazionale, però fa comodo a tutti, scusa, quando arriva a fine mese nel conto corrente lo stipendio, perché questo è pagato da noi altri, magari non c'è neanche presente. Infatti. Perfetto. Claudia Tronchi, cos'è la politica? È una passione? No, per me sì. Oppure è un arrivare al potere? Perché bisogna capire che ci sono gli appassionati e gli arrivisti e noi dobbiamo eliminare gli arrivisti, dobbiamo premiare solo gli appassionati. Brava. Ma finché non ci daranno la preferenza questo non accadrà. Ma anche in comune, nonostante la preferenza, poi ti arriva l'assessore che non si sta neanche a votare, grazie poi quasi niente. Prego Claudia Tronchin. Beh, per me è una passione, penso che si veda. Remunerata, come diceva la Francesca, secondo me ci deve essere una ridistribuzione anche tra consiglieri comunali e assessori, perché noi consiglieri comunali siamo la prima bandierina, il primo baluardo che il cittadino vede. E anche sulla precedente mandato si pensava di fare qualcosa, adesso bisogna vedere,
Però, come hai detto Francesca, mi hai messo una pulce nell'orecchio, che non è... Cosa buona, cosa buona. È una cosa buona, perché bisognerebbe premiare e retribuire chi veramente è sul territorio, sinceramente. E c'è questa falla tra comune, regione e regione e anche Stato, veramente molto larga come falla. Bisognerebbe un po' sistemarla, bisognerebbe partire dal comune, regione, tagliarla in base veramente cosa fa il politico sul territorio. Sono d'accordo. Cioè, bisognerebbe cambiare un po' i punti di riferimento. Come io lavoro nel privato, io prendo tot all'ora, ma perché? Perché siamo controllati, cosa fai, cosa non fai, eccetera. E questo deve essere anche un nuovo metodo per veramente i politici che stanno amministrando, sia a livello comunale, regionale e nazionale. Allora sentiamo anche come appunto Francesca Neroni su queste parole importanti che ha detto la nostra Claudia Tronchìn, ma soprattutto i controlli che non ci sono a certi livelli, ognuno può fare quello che vuole, decide al mattino, io no, faccio quello che voglio, tanto le regole che ognuno si fa ormai dalla sicurezza sulla strada, vedete, nonostante dire le strade sì, ma se vai piano non può succedere quello che succede, il problema è che nessuno rispetta più niente, ecco la mancanza di rispetto su tutto, prego. Questo sì, è un grosso problema. Io intanto volevo spezzare una lancia a favore delle donne sulla scelta di far politica. Le donne tendenzialmente lo fanno per passione e non per mettere il cappello o per gestire potere. Oddio, non vogliamo donne, una parte, no, scusa, no, le donne, una parte, Neroni, calma, che ce ne sono... Vede le donne favorite in questo senso, poi c'è sempre chiaramente il singolo appunto. Però mi piacerebbe tantissimo come associazione lavorare per un progetto di formazione delle donne in politica, non di partito ovviamente, ma di far riappassionare le donne alla politica, perché le giovani che si avvicinano sono sempre poche, vanno a votare di meno, i dati ce lo dicono anche su Treviso, le donne che sono andate a votare sono meno degli uomini e probabilmente non hanno votato donne, ma c'è forse appunto di non amare più la politica per il cattivo esempio che ha dato in questi anni, quando invece bisogna non solo amarla ma proteggerla e dovremmo tutte impegnarci in prima persona per cambiarla e per portare realmente quello che sono i valori e l'etica del passato, se c'è stato un passato etico nella politica, per poter sistemare le cose. Dal punto di vista mi chiedevi di che cosa ne pensavo sulla garanzia e la certezza. Il problema è che a noi manca la certezza della pena. È inutile inasprire o cambiare leggi o mettere punizioni o mettere il ritiro della patente, le cose eccetera, se non possiamo contare su sufficienti forze dell'ordine che per strada facciano continuamente controlli e che poi vengano realmente applicate le sanzioni che vengono riconosciute. Ma quante volte ci capita di guidare e vedere le persone che stanno al cellulare? E su 50.000 macchine che va bene, poi c'è quella che fa la strage, c'è quella che ammazza il ragazzino e noi purtroppo non possiamo, non siamo un popolo evidentemente, ma non come italiani, perché abbiamo visto che i tedeschi o gli inglesi quando vengono in Italia fanno di tutto e di più, quindi in generale l'essere umano, la persona, non è in grado di autocontrollarsi se non ha certezza di essere poi punito per l'eventuale reato che compie. In Inghilterra, negli stadi, non hanno le difese perché ci sono i bobby, che sono i poliziotti presenti in mezzo alla gente e che se soltanto ti alzi dal tuo seggiolino immediatamente ti portano via. Che serve continuare a fare riunioni e cambiamenti di leggi e normative sempre più cogenti, sempre più costrittive, con sempre più punizioni, se poi queste punizioni non arrivano? I ragazzi che hanno guidato ammazzando il ragazzino sono all'estero. Certo. Ma sì, è vero però, Francesca Neroni, che giustamente lei diceva le donne si devono impegnare, però lei capisce bene, quindi abbiamo un esempio
io mi impegno politicamente, poi vengo messo da parte perché dalla segreteria cade la pera che deve ricoprire la poltrona, e perciò io mi sono data da fare, mi sono impegnata e mi rilegano, mi danno qualche premietto. Non può funzionare così, perché il sindaco fa la squadra, nella squadra dovrebbero esserci tutte persone che devono coprire gli assessorati che verranno poi presi perché sono importanti, e invece non funziona così. Allora le segreterie devono smetterla, devono premiare le persone che hanno preso tanti voti, la squadra deve essere fatta di persone competenti che ci sono, non si mettono in squadra perché gli esempi che hanno non li fanno di sicuro a venir voglia di mettersi nella squadra, perché finché continuiamo così non ne veniamo fuori. I ragazzi sono svegli, le ragazze sono sveglie e si chiedono ma chi me lo fa fare, tanto è vero che l'astensione al voto ha dei numeri che sono preoccupanti di più. Claudia Tronchin, come concludi? Mi guarda Claudia i sudori. No, io gli voglio bene alla Mirella che mi dice sempre belle parole. Ma io perché te le meriti. Grazie Mirella, grazie. Vabbè, sto crescendo un po' alla volta e sono contenta. Adesso sono vicepresidente del Consiglio Comunale. Che prima era il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Adesso sono prima contenta. Volta donna, prima volta donna come vicepresidente. E dai, un po' alla volta. E continuo a impegnarmi per il mio territorio, per il mio quartiere di Selvana. Controllo sempre tutto, veramente. E come base sede elettorale dal mio amico Antonio Artisti Caffè, che gli voglio tanto bene. E niente, io continuerò altri 5 anni insieme al sindaco Mario Conte e a tutto il gruppo di maggioranza a amministrare al meglio la nostra Treviso. Siamo sempre pronti a cogliere qualsiasi lamentela e pronti anche a risolvere i vari problemi. In questo momento proprio la povertà è il primo. In effetti in questo mandato abbiamo dato tanto manica larga, si può dire, al sociale, perché questa è la vera emergenza, è il sociale. E ringrazio la Francesca delle belle parole e chissà che lavoriamo bene insieme. E sempre uniti. Chi vivrà vedrà. No, e sempre uniti. Se abbiamo problemi è giusto che ci interfacciamo, che non andiamo sui giornali, perché non ho in famiglia ci sono dei problemi come anche nel mio partito, negli altri partiti, però è giusto che ce li risolviamo a casa nostra. Sì, visto che siete pagati però anche da noi, se li sappiamo, certo, non è di sicuro male, sì. Anzi forse fare squadra funzionerebbe meglio. Serve. Allora ringrazio tantissimo Claudia Tronchin, vicepresidente Consiglio Comunale Treviso, Lega Nord, Lega Salvini, Liga Veneta. Prima Liga Veneta, poi Lega. Così ci ha anche spiegato. Saluto anche Francesca Neroni, presidente progetto Donne Veneto. Grazie a Francesca Neroni, grazie Claudia. Pubblicità. Allora, dalla povertà alla bellezza, alla storia, all'arte, ne parleremo con Giulio Bellemo, presidente Ville Venete e Castelli. Buongiorno Presidente Bellemo di essere qui con Mirella. Buongiorno. Ringrazio anche il professor Luciano Buso, collegato da Treviso, studioso e ricercatore scientifico di arte internazionale. Anche a lei buongiorno professor Buso. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, iniziamo proprio da questa meraviglia che abbiamo la fortuna di avere, non sono nostre, anche se in parte molte lo erano, lasciate da questi eccezionali illuminati di una volta che impegnavano questi denari su queste meraviglie che non hanno le ruote, non se le sono portate via, le hanno vendute i nostri, ma sono ancora là. Una meraviglia, però si fa poco marketing, o sbaglio Presidente? Purtroppo troppo poco, cioè, il marketing in effetti viene focalizzato solo su una tipologia di ville, che sono le famose ville del Palladio, opere riconosciute dall'UNESCO, per cui quando si parla delle ville si parla del Palladio, della bellezza di queste strutture. Mandiamo anche le immagini per cortesia, dico alla regia così le commentiamo, grazie, prego professore. Di queste strutture, dei loro affreschi, dei loro spazi verdi, dell'integrazione proprio armoniosa con l'ambiente, ma non si parla delle altre 4.000 ville che hanno un'importanza notevolissima sul territorio. Guardate cosa stiamo vedendo, Presidente Bellemo. Quello, ad esempio, è un esempio tipico quello del Castello di Bevilacqua, che io ho visto restaurare dal nulla al malmesso, l'ho anche aiutato,
Hanno restaurato, ne hanno fatto prima un museo, poi ne hanno fatto una struttura ricettiva di altissimo valore con sale da 200 persone, fanno un sacco di iniziative interessantissime coinvolgendo tutto il territorio, anche dal punto di vista dello sviluppo economico, perché ci sono parecchie aziende nate appositamente per aiutare il castello nelle varie iniziative. Là si vedono già presenze, clienti, ma oltre alle iniziative culturali fanno di tutto, fanno mostre, fanno spettacoli teatrali, danza, musica, tutto, insomma, una cosa, ecco, questo è lo sviluppo del territorio. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il professore che abbiamo ospite questa mattina, il professor Luciano Buso. Arte, bellezza, lei è un ricercatore scientifico, prego. Sì, meraviglioso quella sede, veramente molto bella, soprattutto interessante per le attività che ha enunciato il professore. Direi che abbiamo proprio bisogno di divulgare, di sostenere, di divulgare l'arte in tutte le sue espressioni, in tutte le sue, nella sua magnitudine, insomma. Ecco, questo castello, questa villa, diciamo, ne è un esempio, ma ce ne sono molte altre. E io che sono un ricercatore scientifico nel campo dell'arte, mi trovo ogni giorno a confrontarmi con la bellezza presente nelle opere d'arte un po' di tutte le epoche. Ma perché si fa così fatica in questo capire che forse sarebbe un volano importante, ecco, queste ville, questi castelli, si creerebbe forza lavoro, abbiamo i turisti che fanno la fila per venire a vederci, per visitare, abbiamo o in rovina o non si può entrare perché è sempre chiuso, non si trovano volontari, non si trovano ragazzi, cosa falsa, ve lo posso assicurare, nessuno ha mai chiesto, volete venire a tenere aperto, volete, nessuno ce lo chiede, questo va detto perché è una falsità che non si può tenere aperto perché mancano i soldi, ecco tutta una falsità. Ecco, Presidente, perché si fa così fatica a capire che sarebbe un bene prezioso per tutti, anche forza lavoro nuova? Volevo ricordare un episodio, un'iniziativa che ho fatto nel 2008, per cui molto tempo fa, e insistevo proprio su questo, volevo far capire agli uffici regionali competenti che le ville venete erano un volano di sviluppo economico per il territorio. Mi sono rivolto non alla sezione cultura ma alla sezione industria e l'assessore di allora mi ha creduto, ma in maniera un po' provocatoria, cioè io volevo fargli capire che l'apertura di una villa al turismo implicava proprio lo sviluppo economico del territorio. E lui mi ha fatto una specie di sfida, mi ha detto: Bellemo, io ci credo e non ci credo a quello che dici, però dimostramelo, per cui io ti finanzio un progetto, ti do 10.000 euro per ogni nuova azienda che nasce in relazione all'apertura turistica di una villa. Ho accettato la scommessa, abbiamo lavorato 1 anno e mezzo con progetti di marketing territoriale finanziati dalla Regione e nel giro dei mesi con cui abbiamo lavorato, in collaborazione anche con l'Istituto regionale Ville Venete e con la Soprintendenza, sono nate 43 nuove aziende. Avete capito? 43 nuove aziende, che significa, cioè la villa... 10.000 l'azienda? Sì, ma infatti non mi erano dati tutti, però mi hanno dato un bel po' di soldi perché abbiamo dimostrato concretamente, con documenti, che quando la villa ha aperto sono nate aziende innanzitutto per il restauro, manutenzione del parco, ragazzi che avevano organizzato i pulmini per il trasporto dei gruppi, gli interpreti, la gente che lavorava all'informatica, quelli che organizzavano spettacoli di varie generi, insomma sono nate tutte queste aziende. Senta, ecco, Presidente Bellemo, però se io non la invito, nessuno sa queste cose. Lei ne sapeva, professor Buso, che c'era questo vulcano che è esploso con tutte queste persone che lavoravano e qualcuno sapeva anche fare marketing?
Beh, non ero proprio al corrente di questo, però mi congratulo fortemente con il professore di questa iniziativa. Questo dimostra che con un po' di buona volontà e anche di impegno eventualmente si può veramente rivalutare non solo l'arte in se stessa, ma un territorio, delle testimonianze tra l'altro preziose, perché poi non dimentichiamo che ognuno di noi, ogni popolo sulla terra si riconosce proprio nell'espressione dell'arte, espressioni artistiche, e quindi trovo molto bello quello che ha fatto il professore e il risultato che ha ottenuto, e quindi con lui mi compiaccio di questo. Ecco, mi farebbe anche piacere che vi scambiaste i numeri di telefono, perché abbiamo un ricercatore, uno studioso che è un numero uno, un ricercatore scientifico. Ci parli un po' del suo lavoro, perché magari qualcuno non si ricorda di quello che ci ha raccontato lei, che è venuto qui ospite a Sveglia Veneti, che è molto importante. Prego, professor Buso. Sì, allora la cosa nasce circa 20 anni fa. Così, premetto una cosa, io inizialmente sono un artista, nasco come artista, ho sempre dipinto nella mia vita, ho svolto solo quella professione e quindi per tale poi durante la mia carriera sono approdato oltre alla pittura anche alla conoscenza della pittura antica, quindi la curiosità, come diceva Leonardo, è figlia dell'ingegno, no? Ecco che allora la curiosità di un artista quasi sempre lo porta a voler conoscere cose nuove, o perlomeno ciò che lo ha circondato prima, durante, magari dopo no, perché bisogna essere dei maghi, ma comunque sono approdato, dicevo, al restauro delle opere d'arte antiche. Ho restaurato personalmente dipinti molto importanti del 1545 e giù di là, poi anche più tardi. Proprio nel restauro della Venere di Paris-Bordon del 1545, un restauro che mi ha visto protagonista totalmente, che fu lodato poi anche a Venezia da varie personalità, storici e cultori dell'arte, mi accorsi che questa Venere succedeva nel 2003. Questa Venere la portai alla luce del sole, quindi in giardino, per vedere alla fine la riflessione della luce nella vernice finale, ovviamente stesa, nebulizzando. E facendo questa operazione, la luce del sole, quindi all'ombra, ma comunque luce naturale, mi ha permesso di intravedere tra le piante sullo sfondo, perché la Venere è sdraiata in un bellissimo paesaggio, è una misura da camera, quindi una misura come le Venere di Bordon conosciute, quindi la Venere a tutto quadro, in orizzontale ma obliqua, che diciamo copre l'intero paesaggio alle sue spalle. E proprio in questa fase mi accorsi che alle spalle, dentro le piante, tra i fusti, ovunque vi era della scrittura ricciolata, quindi antica. A quel punto ebbi un sussulto, sapevo in realtà, perché i miei maestri, in special modo un mio maestro di Montebelluna, tale Renzo Zammattia, della scuola del professor Soligo, oggi ottantenne, che mi segue ancora, mi diceva sempre che i pittori veneti, in questo caso parlava ovviamente di Giovanni Barbisan, per esempio all'epoca, pittore trevigiano che tutti noi conosciamo, avevano l'abitudine, il vezzo, di siglare piccole firme magari nascoste nel fusto di una pianta, all'ombra del fusto. Io non avevo mai, perché ero giovanissimo, mai dato un po' importanza alla cosa. Io stesso nella mia pittura non le emettevo, e per tale ci volle proprio la Venere di Paris-Bordon per farmi capire che effettivamente era così.
Ecco allora che proprio in quel momento lo chiamai al telefono, mi sta vicino, è di Montebelluna, e quindi venne immediatamente e mi disse: sì, hai ragione Luciano, qui c'è scrittura celata ovunque. A quel punto poi nacque tutta una ricerca, una fase di ricerca appassionata, difficoltosa peraltro, perché non è facile. Anche ostacolata, posso aggiungere ostacolata, professore? Ma sì, ostacolata in seguito, ma ancora sussiste nonostante la Pietà Vaticana abbia aperto i portoni, come lei sa, ne abbiamo parlato l'anno scorso. Allora dicevo, non è facile, però mi ha visto protagonista, soffrire per questo, valutare una miriade di opere, a partire dagli affreschi di Ercolano, nei quali sono presenti le firme segrete, e via via su da Giotto 300, quindi 400, 500, 600, 700 e via via sino ai tempi nostri, con Luciano Buso, ma anche altri che ho sentito e ho fatto anche delle pubblicazioni, che tutti mettono. Questa è una prassi antica, usata sempre dagli artisti di tutte le epoche, tacitamente. Quindi io feci, come si suol dire, una firma messa in basso a destra o a sinistra di un dipinto può essere in epoca moderna facilmente asportata dall'epoca, per esempio, dal futuro, dalle puliture, da tante cose. Una firma invece, o le firme, perché sono molte all'interno di ogni opera, le firme poste all'interno della materia che compone ogni opera sono diverse e rimangono perennemente assieme all'opera. Sentiamo cosa ne pensa anche il professor Giulio Bellemo, presidente Ville Venete e Castelli. Presidente, cosa ne pensa di questa esposizione che abbiamo sentito? È interessantissima, l'ho notata anch'io questa preziosa abitudine di mettere le firme all'interno dell'opera, in modo che non si possa asportare se non deteriorando l'immagine dell'opera. È interessantissima, è una cosa che dà poi una visione esatta dell'autenticità delle opere, per cui sono contento che il professore abbia lavorato su questo. Io volevo un attimo riprendere il discorso di prima, perché io sono un testardo e quello che ho fatto in passato poi cerco sempre di riproporlo, magari con forme nuove. Riguardiamo anche le immagini, rimettete le immagini delle ville per cortesia, prego. Ultimamente proprio l'Istituto Regionale Ville Venete mi ha finanziato un video che va nel stesso discorso che facevo prima, cioè dimostrare che le ville non sono solo le meravigliose opere d'arte del Palladio, ma sono attività concrete, vive. E allora abbiamo fatto un video lunghissimo, fra l'altro, che poi articoleremo con diverse durate a seconda dell'utilizzo che ne vogliamo fare. Ma il video ha un obiettivo ben preciso, è un video rivolto ai giovani. A noi interessava far capire che le ville sono un'opportunità di lavoro per i giovani. E l'abbiamo fatto proprio per i ragazzi dei licei, no? Soprattutto per quelli che adesso si stanno maturando, diciamo, stanno facendo gli esami di maturità. E abbiamo fatto questa presentazione delle ville mostrando come le ville, oltre ai musei conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, ci sono alberghi altrettanto conosciuti e stimati, alberghi 4 e 5 stelle, ci sono ristoranti, bed and breakfast, agriturismo, aziende vinicole, strutture dove si fanno, ecco, vedete nell'immagine, feste di ogni tipo, si fanno matrimoni, feste di laurea, compleanni, insomma tutte, non solo, ma poi all'interno delle ville, ogni villa poi organizza dei corsi di formazione particolari, da quelli ormai conosciutissimi corsi di cucina, proprio all'interno della villa, ma corsi anche di danza, teatro. Ho un filmato bellissimo al Castello del Cataio che fanno i corsi di danza sopra nella terrazza. Abbiamo organizzato corsi di yoga non solo per adulti ma anche per bambini, degustazioni di vario tipo. Ultimamente una villa organizza anche corsi di difesa personale. Abbiamo fatto dei filmati
con il linguaggio dei sordi muti, cioè i segni proprio, in modo che se si va a visitare una villa si può seguire col cellulare e vedere che cosa, sapere la storia di quello che vedi, eccetera. Magari stanze per universitari, visto che scuole e bellezza dovrebbero unirsi, o sbaglio, Presidente? Beh sì, sarebbe, ma fra l'altro ecco, c'è questo tentativo ma con notevoli difficoltà, perché ci sono dei vincoli molto rigidi. Anche sul Ponte Morandi c'erano i vincoli, però sono riusciti a toglierli, a farlo. Volere è potere, o sbaglio? O potere è volere, decidete voi, ma mi sembra che ormai siamo arrivati a dei livelli, ecco, perché puntiamo sui giovani, i giovani sono bellezza, diamo loro anche bellezza e arte. Allora cosa ne dice, professore Lebuso? Giovani, bellezza, scuola, studio, arte, lei che è un conoscitore, perché non è vero che tutti i giovani si ubriacano, sono dei mascalzoni, si drogano. Abbiamo una fete, l'hanno dimostrato, invece, di persone che vogliono studiare, ma studiare anche i luoghi belli, conoscere ad esempio queste arti, ecco, queste bellezze che abbiamo nel territorio. Non sarebbe male farli studiare nella bellezza. Cosa dice, professor Buso? Ma direi proprio di sì. Intanto volevo ancora una volta ringraziare Giulio per quelle belle immagini e soprattutto per i loro contenuti. Un complimento con... ce le manda sempre centellinate il Presidente, ne amo una montagna, ma per avere tre immagini... Questo bellissimo che abbiamo fatto formalmente è di proprietà dell'Istituto regionale e decideranno loro poi come e quanto distribuirlo. Vi interrompo perché abbiamo il nostro Rinaldo in linea. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Bisogna che ci mettiamo in testa che il Veneto è una miniera delle cose anche naturali. Il Veneto non è secondo a nessuno, il Veneto ha tutto, ha arte, ha sapere, ha gente buona, ha lavoratori. Siamo in Veneto, in Dovaria, cui vede un Veneto cavarsi il capello, perché il 95% dei bravi qua nel Veneto. Non dico cosa che diceva della Bassa Italia una volta perché non mi va, però siamo veneti. Dove che andiamo, come ho fatto solo che bene, dove che andiamo noi altri, si ricorda subito. E i fiori, se gli insegniamo, se in famiglia gli insegniamo su dritti, i dritti, logicamente che ne qualche bus storto, per amor di Dio, però non si può denigrarsi. A quelli che sono storti, vediamo una mano, ma non c'è tanti. Solo che la gente che fa male e fa più notizia di quello che fa del bene. Perché se noi mi cerca, quando si fa una sagra, minimo 150 persone del volontariato che non c'hanno un franco e lavora 20 ore. Cosa vuol dire? Vuol dire che potremmo fare di tutto, con tutte le ville bene, perché così sarà anche sul 30. Un delitto che vada perso, distrutto, va bene. Mirella, va bene così, perché No, hai fatto bene Rinaldo a rinfrescare la memoria, visto i tesori meravigliosi immensi che abbiamo nel territorio. Forse se avremo persone più competenti anche politicamente, forse qualcosa si potrebbe fare. Io punto molto sui giovani, lo sapete che li difendo a spada tratta perché sanno di cosa parliamo. O sbaglio, professor Buso? Come vede lei questi giovani, questi studenti, questi ragazzi che veramente ce la stanno mettendo tutta per capire che qualcuno deve anche ascoltarli? Prego, professore. Beh, diciamo che come sempre è stato e penso sempre sarà, il giovane ci rappresenta soprattutto in futuro ma anche nel presente, quindi puntare sul giovane per me è una cosa saggissima, molto saggia. Oggi, come avete anche un po' sottolineato voi, il giovane pare disturbato da una società moderna, di informazioni varie, un po' veloci se vogliamo e tutto. Però quando si parla d'arte, chissà perché, diciamo, il giovane diventa attento, osserva, vorrebbe capire, vorrebbe conoscere, sta a noi, ecco, forse questo è il segreto, sta proprio a noi indottrinarlo nel capire che inseguire il sogno d'arte, e per sogno è implicito il fatto di testimonianza di qualsiasi popolo,
è una cosa positiva, una cosa che è fattibile, e quindi incentivare i giovani non solo ad amare l'arte, ma curarla, controllarla, far essere parte proprio integrante in una società. Per cui, diciamo, le opere d'arte, e per opere d'arte parlo anche di musica, la cultura in generale, quindi dalla musica a teatro, a qualsiasi cosa, fotografia, pittura, scultura e tutto, vanno curati. Potrei chiudere dicendo questo: un buon orto diventa tale, secondo me, è una frase che mi viene adesso da dire, qualora la terra è ben predisposta, qualora, diciamo, il terreno ha delle facoltà per cui coltivando le varie cose poi si ottengono dei risultati. Ecco, il giovane, se curato, e per curato intendo seguito, senza ombra di dubbio rappresenta la concretezza nel futuro dell'arte. Sì, però vede, professor Buso, io ho una mia carissima amica, anzi più di una, che ha studiato beni culturali. Questi ragazzi sono pagati pochissimo, fanno fatica a trovare lavoro, fanno fatica a trovare, vogliamo dirla come stanno, siccome lo so per voce diretta, ha dovuto cambiare realtà perché qui non riusciva a collocarsi. Questa è la verità di questi ragazzi che studiano, e stiamo perdendo un patrimonio, perché questi sono bravissimi, bravissimi, e come vanno all'estero ce li pigliano, li pagano molto bene, e che quale voglia di tornare sì a trovare la mamma e il papà, però se ne tornano poi dove veramente hanno capito il valore, il patrimonio di questo giovane, di questa giovane. Abbiamo Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Sì, è vero, hai detto una cosa un attimo fa, giusta Mirella. Io ho avuto modo di vedere anni fa il Cataio, era una meraviglia. Ho visto diverse ville, Rassanelle, il Papafava, che è un incanto, cioè è un privato, e poi hanno le sovvenzioni perché è un patrimonio. Purtroppo, come non c'è nel sociale, non c'è una parte di denaro che va proprio a finanziare queste cose, è minima parte. Dunque ci sono per fortuna questi signori e i giovani, è vero, i giovani, c'è una parte dei giovani, anche chi non ha studiato beni culturali, che hanno veramente l'occhio per quello, si incantano a vedere non solo una villa, ma anche, non so, un pezzo di città, un vicolo che ha magari una certa storia. Io l'ho appurato anni fa, anche recentemente, e dico solo una cosa però. Ci vogliono tanti soldi, è vero, ci vogliono tanti soldi, perché purtroppo sono cose particolari, antiche, che vanno agli affreschi, cioè c'è tutto un discorso che io non sono esperta, dunque, però ho gli occhi per guardare e per sentire e la bocca per parlare, per fortuna. Allora, io ho visto ancora diverso tempo fa un servizio che c'era, non mi ricordo la località, una villa veneta che aveva dato ospitalità a delle ragazze, delle donne africane con i bambini. Allora, nessuno toglie che si deve fare solidarietà per queste donne e questi bambini piccoli, ma non puoi dare una villa che ha una storia, che questi bambini, è chiaro, il bambino è un bambino, corre, magari fa dei danni. Io ho visto il salone e ho visto veramente, sono rimasta male, perché vuol dire anche proprio rovinare quello che è il nostro bene. In Italia, come avete detto, l'Italia è piena, io ho visto anche Caserta, è una meraviglia. Cioè, allora, perché non dobbiamo avere un occhio di riguardo, anche prima di assegnare determinati posti alle persone, ma non perché è colpa loro, perché non hanno la cultura, sono nati in un paese che ha una storia, perché l'Egitto ha una storia, ma è chiaro, è diversa dalla nostra. Allora, perché non cercare di arginare questa cosa? Perché non è la prima volta, quello era un servizio, ma ne ho visti diversi altri. Allora,
Io dico, dovrebbero muoversi, i sindaci faranno quello che possono, perché come dici te Mirella delle volte, anche stamattina, prima gli altri, i sindaci è chiaro si danno da fare, però poi hanno un bilancio, hanno un budget, però dovrebbe essere da Roma chi, non solo i veneti, ma chi a Roma liberamente. Allora ci sono talmente tante cose che stridono su quello che è la cultura nostra, e qua bisogna mettere mano. Il Dio denaro è sempre stato, mette a posto determinate cose, come la povertà, come questo, come quell'altro, e bisogna essere laschi. Adesso abbiamo questo PNR, però scusate, io ho sentito, non si può finanziare il circolo delle bocce, ma non per gli anziani che non hanno le bocce, ma ci pensano al comune, ci pensano al privato, perché finanziamo le cose che sono importanti per tutta Italia. Secondo il mio punto di vista potrei sbagliare. Grazie Sandra, devo correre perché siamo in chiusura, comunque sei stata molto chiara con le riflessioni. Sentiamo cosa ne pensa il Presidente Giulio Bellemo, prego. Beh, io dico che i soldi, è chiaro, se parliamo di soldi pubblici sappiamo quanto è corta la coperta e più di tanto non si può tirare, però se le iniziative sono valide, i soldi si trovano, perché ci sono tanti imprenditori che colgono al volo l'importanza delle iniziative e sono disposti a finanziare, a sponsorizzare. Tornando ai giovani, dico questo, cioè è importante quando si parla di arte e di cultura non porla in antitesi agli interessi dei ragazzi, ma fonderli insieme. E noi prima della pandemia, nel 2018 e nel 2019, abbiamo fatto questa iniziativa che ha avuto un grosso successo. Cioè, voi sapete, adesso in questi giorni stanno facendo gli esami di maturità, no? E quando hanno finito gli esami di maturità i ragazzi non vedono l'ora di festeggiare, per cui si ritrovano tutti in grossi gruppi, più classi, e fanno delle feste in discoteca o al ristorante, eccetera. Noi avevamo pensato di abbinare appunto questa esigenza giusta di divertimento, di gioia dello stare insieme, alla cultura, per cui abbiamo messo a disposizione i saloni delle ville venete per fare queste feste, dove i ragazzi potevano assaggiare prodotti tipici del Veneto e ballare all'interno delle ville. È stato un successo 2018-2019, poi abbiamo dovuto interrompere naturalmente, abbiamo ripreso quest'anno con difficoltà, ma il prossimo anno sarà una cosa splendida. Vediamo anche, Presidente, questo video che ci ha mandato, queste immagini, ville con musica, visto che abbiamo parlato di musica, andiamo a vedere. Ecco, guardate che meraviglia, guardate che immagini vi stiamo trasmettendo e anche le commentiamo, Presidente, perché sono veramente belle queste immagini, ville con musica. Questa è bellissima, questa è belluna. Prego, la commenti anche intanto che parte anche questa, la musica. Vedete, è una grande... No, questa è già cambiata. Villa Pisani, prima c'era la villa vicino a Belluno, ecco, che è questa qui, che è una grande azienda agricola, molto grande. Insomma, questa è Villa Molin, bellissima, c'è tutta una serie di ville che non è inutile fare commenti, sono splendide per il loro... Il contesto, poi il contesto, guardate, il rispetto dell'ambiente, l'urbanistica, ci mettiamo tutto. Guardate che belli, guardate. Allora, finché girano queste splendide immagini, vi dico di un'altra iniziativa che stiamo facendo adesso in collaborazione con la Federazione Regionale dei Ciclisti. Proprio io cerco sempre di abbinare appunto l'arte e la cultura, come dicevo prima, agli interessi. Lo sport. Lo sport è uno degli interessi, sull'onda dell'incredibile entusiasmo che suscita il Giro d'Italia. Io ho pensato bene, facciamo una cosa più nostra, ma legata alle ville. Il Giro ciclistico del Veneto, fatto in 8 tappe diverse, un circuito, dove si vanno a vedere le ville, alcune ville, ma anche altre cose importanti, altri siti naturalistici, archeologici, oppure partecipazione a qualche fiera
importante, a qualche rievocazione storica, degustazioni, alla fine ogni tappa alla sera, poi c'è una serata con le degustazioni delle aziende vinicole che sono in Villa Veneta. Noi abbiamo ancora 125 ville venete che sono grosse e importanti aziende vinicole, con vini famosi in tutto il mondo. Ecco, noi organizzeremo, stiamo lavorando già non a 4 mani ma a 18 mani, stiamo lavorando per costruire questo giro del Veneto in bicicletta, utilizzando anche le biciclette elettriche, perché le bici elettriche sono utilizzate da un target molto importante, di quelli che non hanno più i polpacci solidi per pedalare per 80 km, ma che comunque partecipano volentieri a queste escursioni. Appena saremo a punto con questo progetto, chiederò di tornare e di spiegarvelo bene. Bellissimo. Allora, intanto che guardiamo queste meraviglie, la ringrazio Presidente Bellemmo per avermi mandato questi video, perché a casa veramente li gustano, proprio nel vero senso, come gustare una pietanza, perché poi mi scrivono e me lo dicono. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Vai Leone! Ciao Mirella, grazie e saluto i tuoi ospiti. Allora, il problema delle ville è il marketing. La gente non sa neanche chi ci sono intanto. È vero. E dopo ci dovrebbe essere un sistema per questo marketing, raggrupparle in zone, cioè fare dire le ville del Brenta e tu fai la pubblicità per quelle del Brenta, così la gente sa, quelle dei Colli Berici, quelle dei Colli Trevigiani, quelli dei Colli Euganei. Così c'è un gruppo di ville che tu quando vai nella zona sai che hai questo gruppo di ville che puoi vedere, e vai nell'altra zona e perciò pubblicizzare certe zone e mettere le ville in risalto nel territorio. Perciò, o le chiese con dei patrimoni all'interno meravigliosi, ad esempio Leone, ti ricordi? Sì, esatto. Fare dei gruppi di ville, che così la gente quando dice vado a vedere delle ville venete, quali vai a vedere? Dove sono? Allora ci sono quelle del Brenta, quelle dei Colli Euganei, e così uno si orienta, altrimenti 4.000 ville non sai quale scegliere, dove andare. Io le raggrupperei in gruppi, insomma, così la gente che vuole andarle a visitare va nella zona e può visitare più di una villa nel periodo che va. Grazie Mirella, ciao. Grazie a te invece Leone, prego. Posso Presidente. dirlo perché in effetti è quello che stiamo facendo da anni. Abbiamo già diviso, abbiamo evidenziato zona per zona le varie ville. Tante conoscono le ville di Vicenza, quelle del Brenta, dei Colli Euganei, ma in effetti sono dappertutto. Pensate che la provincia con più ville venete è proprio Treviso, 785 ville venete certificate. Ecco. Treviso, provincia di Treviso. Infatti Villa Margherita non la conoscono neanche i trevigiani, perché sì, c'hanno sempre i militari dentro e la vedono come una caserma. Quando l'ho aperta 3 anni fa, tutti con la bocca aperta, trevigiani non sapevano neppure l'entrata. Sai Leone, non sapevano dove si entrava a Villa Margherita. Certo. Ci rendiamo conto? Prego Presidente. Il guai è questo, cioè, in effetti c'è già chi lavora in questo senso. Purtroppo non ci sono i soldi sufficienti, cioè noi il marketing bisogna saperlo fare. Abbiamo all'estero, riescono a pubblicizzare dei siti storici che valgono 1 centesimo di quello che abbiamo noi, però investono e procurano naturalmente sviluppo per il territorio, turismo eccetera. Questo bisogna fare. Purtroppo noi, ecco, questo è un difetto di noi veneti, ecco, noi abbiamo una brutta abitudine di lavorare sempre da soli
è difficile mettere insieme i veneti. Eccolo qua, non si fa rete, non si fa rete. Sentiamo il professor Buso che ascoltiamo perché i minuti corrono, siamo proprio in chiusura. Professor Buso, lei cosa ci racconta? Non facciamo rete, non investiamo, non riusciamo a fare marketing nella maniera giusta, eppure abbiamo le persone che lo saprebbero fare, ma le lasciamo fuori perché sennò ci fanno investire e non si può. Prego, professore. Ma ha detto giusto il signor Giulio, cioè il dover rivalutare le cose è una specie di, come si può dire, di dottrina, chiamiamola. All'estero lo sanno fare molto bene. Noi, giustamente come diceva lui, abbiamo il patrimonio di gran lunga superiore ma mal gestito, e qui a monte c'è tutta una serie di circostanze, di fatti che diciamo non portano ai risultati che ovviamente magari si raggiungono in altre parti. Ecco, torniamo sempre a dire questo: vanno rivalutate queste cose. Il giovane va avvicinato alla cultura. Le opere d'arte devono essere valutate, rivalutate e non solo rimanere gran parte sepolte nei sotterranei dei musei, ma rivalutate. Ecco, per fare tutto questo ci vuole un'organizzazione alla base, è appunto quell'organizzazione che poi permetterà quell'ampio successo magari raggiunto in altre parti con minore costo. Ecco, grazie al professor Luciano Buso, studioso e ricercatore scientifico di arte internazionale. Però la domanda al presidente Bellomo gliela voglio fare. Ad esempio Villa Margherita, ci sarà pure un elenco delle cose che c'erano? Perché qua è completamente vuota, cioè è possibile che Margherita abbia portato via tutto, che abbiano portato via tutto, e vedo delle ville che sono ancora intatte, quello che si neanche più un lampadario, fra poco, ecco, ci dovrebbe essere un elenco di cose, chi c'è stato, chi è che controlla queste cose? Perché non lo sappiamo mica, ce lo spiega? L'Istituto regionale Ville Venete ha fatto un lungo lavoro di analisi, di certificazioni, tutto, per cui anche di Villa Margherita sicuramente esiste tutta una documentazione. È vero che purtroppo tantissime ville sono state depredate completamente, svuotate di tutte. Questa è colpa nostra, è colpa della scarsa attenzione che c'è nei confronti del nostro patrimonio. Ricordiamoci, per chiudere, no, che proprio l'importanza delle ville venete fa sì che noi siamo il posto al mondo in assoluto che ha il numero più alto di dimore storiche della stessa tipologia. Cioè noi sorpassiamo di lunga, cioè i famosi castelli di Aloira sono... Che sono stranominati. Perché sono bravi, perché i francesi sanno vendere bene tutto, cioè, come altri, insomma, quanti di noi vanno all'estero a visitare alcune zone archeologiche aspettandosi chissà cosa e vediamo 4 sassi, letteralmente 4 sassi. Noi abbiamo un patrimonio che girando in macchina a destra, a sinistra, vedi quanto di meglio si può vedere. Allora, siamo in chiusura, Presidente, quello che io vorrei chiedere, che appello vorrebbe fare? Anche adesso arriva la bella stagione, l'estate, non tutti hanno i soldi per andare in vacanza, ma può diventare vacanza anche la tua città, il tuo paese, se lo conosci, come diceva Leone, se ci dicessero dove sono e come ci arriviamo, forse non sarebbe male. Prego. Ovviamente non posso altro che fare pubblicità a noi, cioè noi abbiamo un sito dove dentro ci sono oltre 370 diciamo il ville, sito? villevenetecastelli.com. Perfetto. Dentro ci sono tutte le ville, tutte, ce n'è una parte comunque abbondante e stiamo sempre aggiungendo qualcosa. E ci sono ville dove si può entrare gratuitamente, anche nei parchi, sono attrezzate anche per fare i picnic, eccetera. Ci sono un sacco di iniziative per attrarre anche i bambini. Ci sono caccia al tesoro per i bambini interessantissime, ma anche per chi vuole una cultura di più alto livello. Il professor Buso dice che stiamo organizzando già da tempo dei corsi di affresco per i ragazzi, insomma, nelle ville. Ci sono cose del genere che
bisogna pubblicizzare e invito i ragazzi a prestare occhio a questo perché, come ho detto all'inizio, è un possibile sviluppo per il loro futuro lavorativo. Che è molto importante, visto che abbiamo bisogno anche di questa manodopera. Grazie a Giulio Bellemo, Presidente Ville Venete e Castelle, grazie al Professor Luciano Buso, grazie alla posta di Mirella.